Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi. È stato un weekend di sangue sulle strade della nostra regione, purtroppo ci sono i dati del Covid, il contagio sta continuando ad avanzare, abbiamo dati rilevanti e per questo parleremo di Covid-19 con l'immunologo Andrea Cossarizza che tra poco sarà collegato con noi. Cercheremo di capire che cosa sta succedendo, a che cosa dobbiamo stare attenti e come bisognerà comportarsi evidentemente in questa estate in cui le restrizioni sono state completamente allentate. In apertura ci occupiamo di quello che è accaduto ieri a Mestre in via Dante, un uomo trevigiano residente a Roncade evidentemente alterato dalla droga ha perso il controllo della sua automobile finendo contro il marciapiedi, investendo, travolgendo un giovane di 25 anni che ha perso la vita. Tra pochissimo proprio da via Dante dovremo collegarci con il nostro Filippo Fois, ma vi faccio prima vedere i dettagli del sondaggio di questa sera di Ring. Torna ovviamente come ogni lunedì sera, il tema al centro del sondaggio è quello legato alla siccità. Sapete che diversi comuni si stanno attivando per chiedere ai propri cittadini di limitare l'acqua potabile, farne un uso consapevole e da qui la nostra domanda appunto del sondaggio: incubo siccità, pronti a razionare l'acqua? Questo è il quesito che vi poniamo, i dettagli li vedete in sovraimpressione. Se siete d'accordo e siete pronti a razionare l'acqua componete lo 0422 16 26 691, dunque la vostra risposta è affermativa. Se invece non siete pronti e ritenete che le misure da adottare siano altre, componete lo 0422 16 26 690. Poi vi ricorderò ovviamente questi dettagli nel corso di questa prima edizione. Vedo collegato il nostro Filippo Fois, come vi dicevo siamo a Mestre, via Dante. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo in via Dante a Mestre, nel luogo in cui meno di 24 ore fa si è consumata la tragedia. Lo vedete accanto a me, questi paletti di ferro sono stati abbattuti, sono stati appena riposizionati adesso dal comune. Ne sono stati abbattuti 7, si può girare anche Sandro Ponchio, perché noi partiamo da questo cartello stradale, pavimentazione dissestata, questa è stata la prima cosa ad essere stata abbattuta, dopodiché di fila, ve li faccio vedere, sono stati appena rimessi in via provvisoria per sicurezza, 1, 2, 3, 4, 5 paletti, la macchina ha proseguito qui a folle velocità, ha abbattuto un sesto paletto, ha abbattuto un albero. Ci siamo persi anche un palo della luce di cui oramai non rimane più niente e alla fine qui è avvenuto l'investimento in cui ha perso la vita il ciclista che stava attraversando questa che ricordiamo è un'area pedonale in cui non si può passare in automobile. Io sono in compagnia di Palma Gasparinetti che fa Gasparini che fa parte del gruppo di lavoro di Via Piave. Via Piave è a pochi metri da noi siamo tra Via Piave e Corso del Popolo, giusto per far capire ai nostri telespettatori. Via Cappuccina, Via Piave e Corso del E Popolo. Corso del Popolo, di là si va in stazione. Di là si va in stazione e di là si va in centro. Sono le 3 vie su cui è nata Mestre. Certo, per cui siamo proprio nel cuore di Mestre, un cuore di Mestre che però, e voi lo sapete bene, nel gruppo di lavoro purtroppo sta attraversando un periodo non proprio felicissimo. Abbiamo visto questa persona che voi tra l'altro siete stati coloro che hanno deposto questi fiori. Giusto, Questa non serve a nulla, ma è solo per ricordare. Per rispetto verso questo ragazzo che è morto, che era un ragazzo del Mali, che lavorava tranquillo, cioè uno di quelli che era venuto qui per lavorare, per integrarsi. Ecco, la persona che si trovava alla guida, lo hanno riportato anche tutti i mezzi di informazione, era pesantemente sotto l'effetto di stupefacenti. Noi sappiamo che c'è un pendolarismo molto folto di gente che arriva da tutto il nord-est qui per comprare. Questo è il centro dello spaccio. La stazione di Mestre e queste zone sono il centro dello spaccio. E lo sanno tutti, sanno chi sono gli spacciatori e purtroppo si sa anche chi usa. La cosa che a me spaventa è che ci sono anche tanti ragazzi giovani, 14, 15 anni, ne hanno preso uno per pochi mesi fa, un ragazzino di 15 anni che era venuto a comprarsi la roba da Treviso, 15 anni, cioè pesantissima questa cosa.
Cosa fare? Allora, intanto è un quartiere dove la sicurezza ormai non c'è più. Questo è un quartiere di anziani, la gente ha paura. Io le faccio un esempio: sabato mattina noi eravamo qui per organizzare la cena di quartiere che abbiamo fatto sabato sera, era la 12ª edizione di questa cena di quartiere, abbiamo saltato 2 anni di Covid. Davanti a noi si è fermata una signora anziana, aveva la borsa nel cestino, è passato uno, gli ha rubato la borsa. Proprio mentre si faceva la cena, No, mentre stavamo mentre stavate preparando, organizzando. che è una cena, lo ricordiamo, proprio per fare comunità e Per fare cercare di comunità, risollevare un po'. per stare assieme, Tra per l'altro lei, signora, mi diceva combattere. appena è arrivata qui in bicicletta, giustamente come tante persone Sì, che vedete passare, mi ha detto la bici gliel'hanno rubata 11 volte sì, 11 volte. e non è neanche un record. No, non è neanche un record, un mio amico gliene hanno rubate 15. Quando facevamo le faccio questo esempio, stavamo facendo la raccolta per l'Ucraina, noi siamo stati i primi a partire, abbiamo portato 1,5 tonnellate di aiuti in Moldavia, che avevamo dei riferimenti, è passato uno con una bicicletta palesemente rubata, si è fermato il negozio e mi ha detto: se vuole gliela vendo a 15 euro. E io ho detto: se non vai via chiamo la polizia, cioè non esiste. La polizia anche locale è arrivata ieri per arrestare il Sì, giovane, che, anche perché noi dobbiamo dire questo su quello che è avvenuto ieri, molti si sono focalizzati sulla figura degli spacciatori per parlare del degrado e del senso di insicurezza che si respira in questo quartiere. Noi però dobbiamo dire che in questo caso il pericolo può arrivare invece dal consumatore, vale a dire da persone che arrivano qui e chiaramente se ne vanno in uno stato io non mentale che non è quello con cui erano arrivati. con quelle con cui non è arrivati, non essendoci servizi sociali che lavorano nel territorio, è anche difficile bloccare queste persone, perché la polizia fa quello che può. Qui gira la polizia, qui gira la polizia locale e la polizia nazionale, gira qualche volta l'esercito. Allora, sono persone che non hanno neanche gli strumenti. Noi come gruppo di lavoro facciamo anche un tavolo sulle tossicodipendenze e abbiamo radunato molte persone sensibili a questo problema, perché purtroppo ormai è diventato nell'indifferenza. Sono morte 3 persone quello scorso mese. Ah, no, Overdose. 4 persone qua, in questa zona, una proprio qua in fondo. 3 li hanno salvate per miracolo, nella massima indifferenza. Ecco, tra l'altro noi ci troviamo di fronte alla scuola elementare Cesare Battisti. Questo lo diciamo perché la tragedia nella quale ha perso la vita un 25enne è avvenuta di domenica, ma se fosse avvenuta per esempio in un giorno in cui si tengono le elezioni, qua è veramente difficile anche pensare a quello che sarebbe potuto No, qui era succedere. uno sterminio, ma se anche avveniva sabato pomeriggio, noi eravamo qui dalle 3 del pomeriggio che lavoravamo per mettere sui tavoli, eravamo in tantissimi, se lui passava qui c'erano bambini, c'erano donne, c'era una marea di gente che lavorava. Cioè, il problema della sicurezza non si può, bisogna lavorare nel territorio, bisogna ricostruire un tessuto urbano, bisogna lavorare sulla convivenza. Purtroppo manca, non c'è questa rete, è difficile farla. Noi abbiamo chiesto un servizio permanente, un presidio dei vigili dove ci siano sempre le stesse persone che ruotano, che così i cittadini sanno a chi rivolgersi, perché sono quelle persone, e loro conoscono i cittadini e quindi riconoscono anche le persone che girano nel territorio, perché non sono tante. Perché questo presidio servirebbe proprio per garantire, per sentirti sicuro. Tra l'altro lo ricordiamo ancora una volta, siamo proprio in chiusura di collegamento, ci troviamo in via Dante, nel luogo in cui nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita un giovane del Mali che è stato travolto mentre percorreva questa strada, che è una strada dove non possono circolare le automobili, è stato travolto dalla macchina guidata da una persona che era sotto l'effetto di stupefacenti. La velocità era veramente molto elevata, si parla di 130 km. Allora, noi l'abbiamo ricordato in apertura di collegamento, erano stati sradicati 7 di questi pali, un albero è stato abbattuto, lì vedete quello che ne rimane, è stato abbattuto un traliccio della luce e questo giusto per dare l'idea appunto della persona, insomma in che stato si trova, anche perché poi hanno detto diversi testimoni ci hanno
ci hanno raccontato che quando è uscito dall'automobile si è messo a giocare a pallone, poi ha tentato la fuga ed è stato arrestato. Certo, ma perché è così? Perché chi è sotto l'effetto di queste droghe pesanti non sono persone gestibili e non dovrebbero avere in mano una patente. E questo, le dico, noi lavoriamo qui da 15 anni in questo territorio e l'abbiamo man mano visto degradare. Avremo modo di tornarci sicuramente. No, bisogna, perché anche nei nostri telegiornali ce ne siamo occupati spesso. No, perché noi siamo dell'idea che il degrado si combatte anche con la bellezza, con qualcosa di positivo, non solo passeggiando la polizia, capito? Sì. Non solo la repressione, ma diciamo anche la parte sociale. Sì. Dunque, con questo per ora da Mestre è tutto. Anna, io ti restituisco la linea. Grazie Filippo Fois, doveroso aprire questa edizione del telegiornale con questa tragedia. Ringraziamo ovviamente l'ospite Filippo che hai avuto con te, che ha restituito l'immagine fedele di quella che è la situazione che stanno vivendo e che vivono ormai da anni i residenti di questo quartiere di Mestre, che poi di fatto è ancora centro storico. Andiamo avanti con le notizie di cronaca. La prossima notizia ci porta nel Padovano, perché il 7 giugno sono stati convocati in tribunale a Zanzibar, scoprendo 13 capi d'accusa a loro carico, fra questi il riciclaggio di denaro che non prevede il rilascio su cauzione, e da quel giorno lì sono finiti in carcere. L'incredibile storia di una coppia di coniugi padovani è ora detenuta in cella a Zanzibar e i loro nomi sono Francesca Scalfari, il marito britannico Simon Hood. La coppia rinviata a giudizio tornerà in aula domani con gli avvocati che chiederanno la scarcerazione. Intanto il fratello della donna che vive nel Padovano ha raggiunto l'Africa e lancia disperati appelli sulle condizioni di detenzione pare disumane e sulla presunta infondatezza delle accuse. E subito torna alla mente Marco Zennaro, il caso di cui ci siamo occupati, con centinaia di giorni di prigionia per l'uomo che appunto era incarcerato, e ci occuperemo ovviamente della stessa questione anche questa volta. Adesso andiamo nel Trevigiano. C'è stato un colpo in villa, paura a Treviso, un'anziana è stata narcotizzata e derubata nella sua villa. Vediamo. 35.000 euro in gioielli spariti e un vuoto di memoria causato con tutta probabilità da un narcotizzante. A trovarla in stato di torpore quando è rientrato in casa in serata è stato il suo inserviente. Lei, l'80enne padrona della villa, ricordava soltanto di aver aperto la porta a uno sconosciuto nel pomeriggio. Un grave errore, perché quell'uomo, sicuramente con l'aiuto di complici, dopo averla narcotizzata, ha razziato tutto quello che poteva trovare, soprattutto preziosi. Poi, assieme agli altri, è fuggito, lasciando dietro di sé il caos dopo aver messo a soqquadro l'intera villa. Solo dopo qualche ora il furto è stato scoperto ed è scattata la denuncia ai carabinieri, che stanno eseguendo le indagini partite dalle tracce lasciate dai banditi in casa. Andiamo avanti, vedete ci sono tante notizie di cronaca in apertura di questo telegiornale. C'è stato un grave incidente a Legnaro, un bambino è caduto in una buca dalle braci scaricate dopo una serata di sagra, indagano i carabinieri. Saranno affidate ai carabinieri le indagini per far luce sulla dinamica dell'incidente che ha coinvolto un bimbo di 8 anni martedì scorso a Legnaro. Il bambino, insieme a degli amichetti, stava giocando vicino ai capannoni della festa del cavallo che si era appena conclusa la sera prima, quando all'improvviso è caduto in una buca piena di braci utilizzata dagli addetti alla cucina per scaricare i tizzoni delle griglie. Il piccolo ha riportato gravi ustioni alle gambe ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva del reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova. Ci vorranno mesi prima di riprendere la completa funzionalità degli arti inferiori. I genitori del bambino, insieme ad altri volontari della Proloco, si erano ritrovati per un momento di convivialità martedì sera per festeggiare la chiusura della sagra, ma poco dopo si è verificato l'incidente. Secondo gli addetti della Proloco, l'area dove erano state scaricate le braccia era stata interdetta con delle transenne che ne delimitavano la buca profonda 70 cm. I genitori del bambino però hanno comunque sporto denuncia con l'obiettivo di far chiarezza sull'accaduto. Restiamo nel Padovano. Verrà fissata nei prossimi giorni la data dei funerali di Davide Ceccato e Alberto Moretti, 2 giovani morti nel fine settimana in 2 distinti incidenti proprio nel Padovano.
Annullati gli eventi della prima serata della Sagra delle Rane a Gazzo Padovano che doveva svolgersi il 24 giugno. L'intera comunità non se la sente di far festa dopo la tragedia che l'ha colpita la notte tra venerdì e sabato con la morte di Davide Ceccato, il 26enne che ha perso la vita in un incidente lungo la provinciale 26 Bassanese a pochi metri da casa. Il giovane ha urtato contro un cordolo della pista ciclabile ed è finito con l'auto contro il muro di un'abitazione. Nonostante i soccorsi immediati, per Davide Ceccato non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo, molto conosciuto nella frazione di Grossa dove abitava con la famiglia, stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Era impegnato nell'organizzazione della festa patronale che tornava dopo 2 anni di pandemia. Il gruppo dell'area giovani sta pensando ad un evento per ricordare Davide in una delle serate della Sagra paesana. Il dolore in questo fine settimana di sangue nelle strade dell'Alta Padovana ha colpito anche Galliera Veneta, dove viveva Alberto Moretti, il 21enne, morto sabato mattina mentre era in sella alla sua moto. Il giovane centauro è stato centrato in pieno da un'auto condotta da una quarantenne di Tezze sul Brenta che stava uscendo dal centro commerciale lungo Strada degli Alberi. Le date dei funerali di Davide e Alberto verranno fissate in questi giorni dopo che la magistratura darà il nulla osta per la restituzione delle salme alle famiglie. E purtroppo abbiamo ancora parecchie notizie di cronaca di cui aggiornarvi, dall'incidente in bici a Cismon del Grappa i voti e la promozione della Samantha Renon, la sedicenne morta dopo un incidente in motocicletta. Ma apriamo un attimo una parentesi e torniamo ad occuparci di coronavirus, perché pare che il Covid stia rialzando la testa. Pensate che nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono 1174 nuovi positivi, ma il dato che fa riflettere è che l'aumento della curva dei contagi si riflette sul numero degli attuali positivi che supera quota 40.578 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tornano anche a salire i dati sui ricoveri. C'è l'ANSA, tra l'altro, che batte una notizia della quale discuteremo tra pochissimo con il nostro prossimo ospite e dice che la variante BA.5 di SARS-CoV-2 è passata in Veneto dallo 0 al 22%, diventando il secondo lineage più diffuso nella regione. Lo rende noto l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Allora, buongiorno Andrea Cossarizza, buongiorno e ben ritrovato con noi, immunologo, professore universitario Modena Reggio Emilia. Grazie per essersi collegato, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Professore, ci aiuti a fare il punto, perché non avremmo mai immaginato all'inizio, insomma comunque ad estate inoltrata, di tornare a parlare di coronavirus in queste dirette. L'avevamo un po' così lasciato andare pensando di dovercene occupare probabilmente a settembre, invece non è così. Intanto le chiedo di commentare i dati sull'aumento dei contagi e su questa variante, la variante BA.5, che pare nel giro di pochi giorni sia arrivata al 22% in Veneto. Ma a dire la verità non è che non ce l'aspettassimo, almeno molti di noi erano abbastanza convinti che avremmo avuto qualche problema anche prima dell'autunno, semplicemente perché questa è una variante che è un po' più contagiosa delle altre, come tutte le varianti che seguono quella precedente, come dire. Quindi in altre parole io mi aspetto che tra un po' si salti fuori, se dovesse uscire la BA6 sarà più contagiosa della BA5 e così via, e quindi dato quello che è successo in Portogallo, che è stata un'ottima spia del futuro, e dato il fatto che si sono allentate totalmente le misure di contenimento, questo è quanto uno si aspetta, né più né meno. Togliere le mascherine durante una pandemia, perché non è ancora finita la pandemia, non può portare ad altro. Ora possiamo discutere sul fatto che sia giusto o meno allentare le misure, dare più, respiro alle persone e quant'altro, però per favore che non salti fuori che abbiamo allentato le mascherine perché il virus è più buono e cose di questo genere. Cioè abbiamo allentato le mascherine per motivi tutt'altri medici, perché comunque il virus c'è ancora e le misure di sicurezza che tenevamo nel passato oggi non ci sono più. Questo è quanto succede.
Senta, come spiega questa disaffezione anche nei confronti dei vaccini, professore? Perché abbiamo dei dati veramente risicati sulla percentuale di persone che hanno scelto di fare la quarta dose, e qui parliamo proprio di fragili ed anziani. C'è un parallelismo tra questo allentamento delle misure, quindi la percezione che questo Covid in qualche modo ci stia lasciando e quindi forse non serve più. Che spiegazione dà lei a questo? E immagino che non lo ritenga nemmeno una scelta intelligente non fare la quarta dose per chi ne avrebbe bisogno. Ma certamente non è una bella scelta. Le persone anziane, immunocompromesse, immunodeficienti, con problemi di salute, con terapie importanti o altro, è bene che si vaccinino, anche se non è ancora chiarissimo quanto duri la protezione, l'abbiamo capito, ma che è un problema, però abbiamo anche capito che la protezione dalla malattia grave comunque c'è, a prescindere dal fatto di fare la quarta dose o meno. Tanto è vero che in questo momento negli ospedali e nelle terapie intensive si vedono come ricoverati soltanto le persone che non si sono vaccinate. Quindi i famosi Novax, di cui abbiamo tanto parlato, sono quelli che oggi frequentano gli ospedali, la malattie infettive, la pneumologia, la terapia intensiva. Per cui l'invito a vaccinarsi rimane sempre più forte. Sulla quarta dose le persone che hanno dei problemi di, diciamo, delle comorbosità o altro ancora, o sono molto anziane, secondo me dovrebbero farla. Per quanto riguarda quelli un pochino più giovani, ecco, forse possiamo ancora aspettare un po'. Però ricordiamoci che comunque il virus è un po' più bravo di quanto lo fosse poco tempo fa, e di conseguenza avere l'infezione, non la malattia, parlo dell'infezione, non è una cosa assolutamente inattesa. Senta, professore, lei ci ha inviato un documento, una ricerca pubblicata su Nature, ci aiuta un po' a, eccola qua, la stiamo facendo vedere, ci aiuta un po' a tradurre di fatto che cosa si è stabilito. Se è un'analisi fatta anche sulla severità del Covid in base ai soggetti ma anche in base alla loro età, che cosa stiamo capendo di questo virus? Ma guardi, il lavoro, a dire la verità, è uscito su una rivista della famiglia di Nature, un giornale un po' minore di Nature ovviamente, ma quello che è successo è che abbiamo studiato i pazienti anziani e abbiamo visto che, soprattutto nella prima fase, cioè prima dei vaccini, per capirci, appena scoppiata l'epidemia, e abbiamo visto che le loro caratteristiche pro-infiammatorie, diciamo, cioè lo stato di infiammazione cronica subclinica presente nelle persone anziane, che molti anni fa abbiamo definito inflammaging, per dire che con l'invecchiamento si associa una maggior facilità a sviluppare processi infiammatori. Ecco, le persone che hanno questo fenomeno un po' più marcato sono quelle che vanno peggio nell'infezione acuta da SARS-CoV-2, quindi nella prima fase questo era uscito, che le persone anziane hanno problemi maggiori in quanto il loro sistema immunitario è diretto verso una risposta infiammatoria piuttosto che di contenimento del virus. Abbiamo poi avuto anche l'opportunità di fare uno studio di bioinformatica piuttosto complesso, utilizzando dei dati pubblicati da altre persone l'anno scorso su Nature, i quali avevano studiato le autopsie dei pazienti morti una settimana entro l'infezione oppure un mese dopo l'infezione, quindi diciamo mortalità precoce o tardiva. Abbiamo rianalizzato questi dati guardando non tanto il tempo del decesso ma l'età della persona deceduta, e andando a valutare i marcatori, le cellule presenti nei polmoni. Quello che abbiamo visto è che le persone anziane tendono ad avere un processo fibrotico piuttosto che un processo coagulativo, cioè in altre parole nelle persone che muoiono in età giovane, sotto i 60 anni, prevalgono gli aspetti coagulativi, nelle persone più anziane prevalgono gli aspetti di fibrosi, cioè vuol dire che viene prodotto collagene che va a bloccare la capacità di espansione dei polmoni. Nelle persone più giovani invece ci sono processi di coagulazione, quindi questo dà anche delle indicazioni piuttosto pratiche, nel senso che nelle persone che arrivano nelle terapie intensive sono tutte quante trattate con farmaci anticoagulanti, e questo va benissimo, ma c'è anche da tenere presente l'aspetto fibrotico, quindi in un futuro potremo avere terapie mirate un po' più precise di quelle che abbiamo avuto finora.
Senta, oltre alle terapie sulla cura, si sta lavorando anche a dei nuovi vaccini, quindi la ricerca ci sta dando delle risposte anche per modulare i nuovi vaccini, perché stiamo capendo che insomma, probabilmente una nuova somministrazione di vaccino dovrà avvenire per tutti il prossimo anno. Ma sa, quello che accadrà nel futuro, come sempre, io non sono molto bravo a predirlo, non è il mio lavoro, non ho la sfera di cristallo o quant'altro. Quello che è probabile è che in autunno arrivino i nuovi vaccini combinati. Io ho parlato qualche settimana fa con il direttore scientifico di Moderna, il quale mi ha raccontato un po' quello che stavano facendo, cioè c'è un vaccino che mette insieme nella stessa provetta una parte del vaccino vecchio come richiamo e una parte di un nuovo vaccino diretto contro la spike di Omicron BA2 credo, se non ricordo male, e quindi è un vaccino che dovrebbe potenziare un certo tipo di risposta di memoria e a migliorarla con il nuovo ceppo, cioè con Omicron, per capirci. Quindi questa è una possibilità e potrebbe accadere dopo l'estate, però naturalmente siamo sempre nelle fasi di ipotesi, Certo. anche perché fortunatamente valutare la vera efficacia di questi vaccini oggi è difficile perché le persone sono quasi tutte vaccinate, tolti i Novax che, ripeto, vanno a finire piuttosto in terapia intensiva o in malattie infettive. Ma testare un nuovo vaccino è una cosa un po' complessa. Di fatto i risultati che ho visto e che sono stati presentati qualche settimana fa all'Accademia dei Lincei fanno vedere che il nuovo vaccino è piuttosto funziona molto bene e potenzia molto la risposta immunitaria anche contro Omicron. Però teniamo presente un aspetto: i vaccini fanno produrre anticorpi e cellule T. Gli anticorpi circolano nel sangue e vanno a occupare le regioni del polmone, dei bronchi, ma arrivano molto male nelle altre vie respiratorie, cioè nel naso, per capirci. Quindi il fatto che uno si infetti ma non si ammali è dovuto al motivo che gli anticorpi bloccano il virus nei bronchi e nei polmoni, ma non sono capaci di bloccarli nel naso, perché la configurazione del nostro organismo è fatta in questo modo. Viceversa, le persone che hanno avuto il Covid e hanno avuto problemi, diciamo, nelle altre vie respiratorie, pur fermandosi lì, hanno una risposta locale che è un pochino diversa. Per questo motivo sono già allo studio diversi vaccini che si utilizzano per via intranasale, tipo spray per capirci, che potrebbero aiutare ad aumentare le difese locali. Però tutto questo è ancora sotto studio. Quindi ovviamente, banalizzando forse, possiamo immaginare che come grazie alla ricerca si stia andando nella direzione di cure personalizzate a seconda dell'età o della tipologia di persone, anche una sorta di vaccino personalizzato a seconda delle condizioni delle persone, quindi l'età, la risposta immunitaria, piuttosto che, per esempio, una cosa di cui ci eravamo occupati era il fatto che tantissime persone che soffrono di malattie autoimmuni, a molte di queste era stata fatta l'esenzione al vaccino, perché ancora, almeno questo da diversi medici di medicina generale, ancora non si capiva quanto una malattia autoimmune avrebbe potuto interagire o interferire con il vaccino. Quindi possiamo pensare che la ricerca stia andando in questa direzione, provare a ragionare in maniera personalizzata. Certamente, questa è la direzione in cui sta andando praticamente tutta la medicina e non c'è motivo di pensare che la vaccinologia si comporti in modo diverso. Però riguardo alle persone con patologie autoimmuni che in un primo tempo erano rimaste un po' in stand-by, in verità abbiamo visto che è necessario, anzi è fondamentale, vaccinare anche quelle prima delle altre, perché chiunque abbia una patologia di qualunque tipo deve essere protetto in maniera molto forte, molto vigorosa, e le persone con malattie autoimmuni rispondono ai vaccini un po' meno nella misura in cui fanno la terapia per la patologia che hanno, però non è che non rispondano. Per esempio, ci sono studi su persone che hanno la sclerosi multipla in cui c'è trattati con certi tipi di farmaci in cui la risposta anticorpale è molto bassa per motivi legati alla terapia, ma la risposta dei linfociti T è molto buona, per cui se noi misuriamo gli anticorpi, semmai troviamo poco e niente, ma se andiamo a vedere l'efficacia della risposta immunitaria in un altro modo, troviamo una buona risposta. Per cui non è vero che le persone con malattia autoimmune non debbano essere vaccinate, devono essere tra le prime, dovrebbero essere state, avrebbero dovuto essere tra le prime, e la vaccinazione protegge molto bene anche loro.
Facciamo un passaggio indietro legato al contagio e a questo allentamento dell'utilizzo di dispositivi di sicurezza, ma insomma anche in generale stiamo vedendo determinate situazioni dagli stadi a quello che il governo ha deciso ultimamente, ovvero di continuare a chiedere l'utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici, sui treni, forse sugli aerei, no nei cinema. Come la vede questa differenziazione anche proprio insomma, da immunologo? È una differenziazione necessaria alla politica o c'è qualcosa secondo lei di scientifico dietro? No, secondo me è tutta politica, cioè nel senso che laddove c'è un assembramento di persone lì ci dovrebbero essere le mascherine, parlo dal punto di vista dell'immunologo. Se dovessi parlare come cittadino, dopo 2 anni e mezzo non ne posso più neanch'io, sia ben chiaro, per cui allentare le briglie non è sbagliato, però va messo in conto il possibile rischio è quello di avere più contagi. Tutto lì. Allora, fino a quando i contagi si limitano ad avere qualche giorno di febbre, un mal di gola, un raffreddore molto forte o altro, cioè la sindrome da coronavirus delle persone vaccinate e protette, uno può anche metterlo in conto e dire vabbè, ti becchi il virus, stai qualche giorno a casa, non succede granché. Questo non accade però per le persone non vaccinate. Le persone non vaccinate, ripeto, hanno grossi problemi. Questo è il calcolo che uno deve fare, no? Cioè metti da una parte della bilancia riaprire, dall'altra parte riaprire tutto come niente fosse, dall'altra parte avere dei problemi di sanità pubblica perché comunque queste persone stanno male, non vanno a lavorare per qualche giorno o un po' di più, insomma qualche problema c'è. Quindi questa è la bilancia. Io non posso che dire come medico, come immunologo, che uno si deve proteggere il più possibile, punto a capo, però capisco anche che sia molto complicato e molto difficile dopo 2 anni e mezzo di pandemia in cui stiamo veramente soffrendo moltissimo. Per quanto riguarda i luoghi chiusi, treni, aerei, cose del genere, io sarei ancora per tenere la mascherina, ma per un fatto di protezione, mica per altro. Quanto ritiene possa essere pericolosa, se è pericolosa la libera, ormai totale, libera circolazione delle persone? Abbiamo visto che cosa sta accadendo con il vaiolo delle scimmie, ad esempio. Beh, è un po' diverso, attenzione, il vaiolo delle scimmie non si prende in questo modo, il vaiolo delle scimmie è una malattia che viene, a parte che poi le povere scimmie, anche loro sono finite in mezzo pur non avendo niente a che fare col vaiolo, perché il vaiolo delle scimmie è stato trasmesso, è endemico dal 1958 a oggi, ci sono decine, centinaia di casi riportati prima in Africa equatoriale, poi negli Stati Uniti, da dove il vaiolo è arrivato con delle scimmie e con degli animali da compagnia ed è stato sparso in alcuni stati dell'America centrale, cioè l'America degli Stati Uniti centrali, voglio dire. Sì. Ma è una patologia che si prende in questo momento tramite contatti molto ma molto stretti, anche tramite rapporti sessuali, quindi come dire non è proprio che tu vai in giro e ti becchi il vaiolo delle scimmie. E questo è un punto. L'altro punto è che chiaramente siamo ancora in una fase in cui il virus circola e il virus circolerà per un po'. Se noi andiamo a vedere le pandemie del passato, delle quali non abbiamo traccia per quanto riguarda il coronavirus, però che possiamo cercare di intuire da quello che è successo negli anni, alla fine dell'Ottocento, con la cosiddetta influenza russa, che oggi stiamo cercando di capire cosa sia esattamente, ma dai reports clinici, medici, dagli articoli che si leggono, sembra essere non proprio un'influenza, ma qualcos'altro che assomiglia parecchio a un coronavirus, ma non abbiamo nessun dato ovviamente per poterlo dire. Insomma, da queste pandemie dobbiamo capire un pochino come comportarci e fino a quando avremo un virus che continua a mutare, che continua a evolversi e a ricombinare più che mutare, vabbè, lì io penso che questo coronavirus ce lo troveremo in giro ancora per un po'. Ma non ci sono le condizioni per cui questo non avvenga? Beh, certamente no. Cioè, per debellare il vaiolo ci abbiamo messo un po' di tempo, cioè dal 1796 al 1980, quando è stato dichiarato eradicato dall'OMS. Quindi, come dire, io non credo ci vorranno 2 secoli e passa per il coronavirus, però ci vorrà qualche anno ancora, sì.
Infatti è un po' l'ultima domanda che volevo farle. Noi in questi mesi, parlando insomma anche con esperti qui del territorio, abbiamo sentito spesso dire il virus prima o poi diventerà endemico. Avremo a che fare con un virus che diventerà endemico. Quali sono le condizioni per cui un virus diventa endemico e per cui anche il nostro atteggiamento nei confronti del virus cambierà? Ma vede, non è facilissimo dirlo, perché un virus endemico è un qualcosa che esce ogni tanto a ondate in stagioni diverse con, che ne so, l'arrivo di un qualche fattore scatenante. Io non saprei come definire un'endemia se non come una pandemia localizzata, chiamiamola come ci pare. Però in questo momento non vedo le condizioni per un fenomeno del genere, perché il virus continua a mutare e ogni volta che, anzi a cambiare, e ogni volta che cambia migliora un po'. E migliorando un po' diventa più infettante, eccetera, eccetera. Quindi arrivare a fare quello che stanno tentando di fare in Cina, cioè il blocco totale di tutto, non può funzionare semplicemente perché non c'è mai un blocco totale di tutto, cioè qualcosa accade, non ci possiamo chiudere tutti quanti in casa e aspettare che passi, no? Cioè senza uscire, fare la spesa. Certo. Cioè, è ridicolo. Senta professore, lei prima in apertura ha parlato di virus più buono. Cosa dovrebbe succedere perché questo virus diventi un po' più cattivo? È una domanda banale, ma... Calmi. No, io non ho parlato di virus più buono, assolutamente. Il virus non è più buono, il virus è più bravo a infettare gli esseri umani. Cioè, più buono non è esattamente quello che intendo dire. È un virus più efficace a infettare le cellule dei bronchi, del polmone e quant'altro. Cioè, ma questo è ovvio, perché il fatto che una variante prenda il predominio significa semplicemente che quella variante funziona un pochino meglio di quella precedente, la quale a sua volta ha funzionato un pochino meglio di quella precedente e così via. E il pochino meglio significa che le varianti che si formano, che se ne formano miliardi di varianti, ma qualcuna è più capace di legarsi al recettore, cioè di entrare tipo in una segatura come una chiave quasi perfetta, ma molto efficiente. Questa è la variante, questa è la spike del virus che come una chiave apre una serratura. Qual è il problema? Che la chiave non è ancora quella ideale, nel senso che c'è ancora margine di miglioramento e di conseguenza tutte le varianti con cui abbiamo e avremo a che fare migliorano un pochino l'efficienza di entrata della spike, cioè la chiave, nella serratura, cioè il recettore delle cellule umane. Quindi questo è il punto. Ogni variante è un po' migliore della precedente, dal punto di vista del virus, non dal punto di vista dell'ospite. Semmai mi è scappata la parola buono, intendevo il virus è più buono, cioè è migliore, è più bravo, capito? Non più buono. Quella del virus buono è un'enorme sciocchezza che è uscita qualche anno fa, nei primi tempi, 2 anni fa, se posso essere preciso, detta in maniera assolutamente sbagliata da persone che probabilmente hanno usato l'ottimismo in modo incongruo e un po' incauto. Quindi l'unica cosa davvero di cui possiamo essere sicuri è che se oggi siamo in grado di poter allentare le misure di restrizione e siamo in grado di affrontare il virus meglio rispetto ad una volta è perché ci siamo vaccinati. Assolutamente, i vaccini hanno fatto miracoli, è stato un mezzo miracolo, anzi 3/4 di miracolo avere avuto i vaccini pronti in poche settimane dopo il sequenziamento del virus. Ci ricordiamo che il virus è stato sequenziato e pubblicato il 10 gennaio 2020, a fine febbraio c'erano già i test sui primi vaccini e di conseguenza il virus è stato combattuto assolutamente con un'efficacia enorme grazie alle vaccinazioni. Grazie professore, grazie anche per la sua capacità di divulgazione anche attraverso il mezzo televisivo. Sicuramente avremo bisogno ancora dei suoi chiarimenti proprio per evitare di incappare in fake news e di provare a gestire con gli strumenti che abbiamo questo virus che insomma di fatto ormai sta facendo parte della nostra vita. Grazie davvero professor Andrea Costarizza. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Torneremo ad occuparci di questo, ma dal punto di vista sanitario parleremo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Famiglia per capire com'è la situazione, come si sta gestendo l'emergenza sanitaria, non più legata al Covid, ma legata magari a persone che hanno più bisogno di visite di controllo anche per il post-Covid, nonostante i medici di famiglia purtroppo non vi siano perché i pensionamenti sono ancora tantissimi, ma questo ormai lo sapete, cercheremo di fare il punto con il dottor Domenico Criserà. Prima però andiamo in pubblicità, tra poco.
Prima edizione, ben ritrovati, 12:43, abbiamo appena parlato di Covid, che cosa sta succedendo, perché il numero dei casi si sta moltiplicando sul nostro territorio. Ne abbiamo parlato con Andrea Cossarizza, il nostro faro per quanto riguarda il tema. Per questi 2 anni ci ha dato informazioni molto importanti, un'informazione legata anche agli studi e le ricerche sui vaccini, che cosa ci dobbiamo aspettare da qui ai prossimi mesi. Tra poco col dottor Domenico Crisara parleremo di medici di famiglia, ma torniamo ad aprire una pagina legata alla cronaca. La ricorderete, Samantha Renon solo 16 anni aveva quando è morta in un tragico incidente stradale. Ebbene, è stata promossa, lo ha deciso la scuola, che così ha voluto ricordarla. Promossa a pieni voti con la media del 9, Samantha Renon, 16 anni, il prossimo anno avrebbe frequentato la 4ª classe all'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo, ma su quel banco, lasciato vuoto lo scorso 14 aprile, non ci sarà. A strapparla l'affetto dei suoi genitori, del fidanzatino e degli amici, un tragico incidente stradale. Bravissima a scuola, studiosa e sempre sorridente, Samantha era una studentessa modello e gli insegnanti hanno voluto ricordarla così. Alla scuola lei teneva molto e i suoi voti lo dimostravano. Oggi questo piccolo grande riconoscimento. La sedicenne ha lasciato nei compagni e negli insegnanti un vuoto incolmabile, tanto che hanno piantato nel giardino della scuola un albero in suo ricordo. L'immagine che nessuno vuole dimenticare è l'arrivo della sedicenne la mattina in classe con il sorriso e il casco sotto braccio. Samantha il 14 aprile nel pomeriggio stava andando a trovare il fidanzatino in sella alla sua moto, la sua passione. Ad un tratto, ad Arzeri di Salgareda, è stata travolta da un'auto che ha svoltato senza rispettare la precedenza. Sotto shock la comunità di Cessalto, dove viveva, così come la scuola e quanti l'amavano. Il prossimo settembre avrebbe frequentato il 4º anno del corso in relazioni internazionali per il marketing, ma il suo sorriso, i suoi sogni si sono spezzati lungo questa strada. Ancora la cronaca, un ciclista di 72 anni di Campo San Piero ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Siamo vicino a Malgafratte. Cismon del Grappa e il suo MD Crespano del Grappa, l'ali soccorso, sono intervenuti subito, ma per il pensionato non c'era più nulla da fare. L'uomo era partito in compagnia di altri 2 amici per un'escursione in bicicletta lungo la mulattiera sul versante nord del monte Asolone. Il 72enne all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Violentissimo l'impatto. La salma è stata riportata a valle poco dopo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi nel Vicentino, con un altro incidente stradale, un frontale tra un'auto e un camper, il conducente dell'auto portato in codice rosso all'ospedale. Incidente frontale stanotte attorno all'1 in strada Melaro ad Altavilla Vicentina tra un camper e un'auto, 3 i feriti. I pompieri sono intervenuti mettendo in sicurezza i mezzi ed estraendo dall'auto finita fuori strada un giovane rimasto incastrato. L'automobilista è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasportato in codice rosso in ospedale a Vicenza. Feriti in maniera più lieve la coppia che si trovava sul camper, anche loro trasferiti per accertamenti in pronto soccorso. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Bassa Padovana, funestata dagli incidenti domenica pomeriggio, 2 i sinistri che hanno coinvolto 10 persone. Max incidente lungo la nuova regionale 10 tra Este e Carceri domenica pomeriggio. 8 le persone che sono finite al pronto soccorso, 2 sono gravi e sono state trasportate in ospedale a Padova con l'elisoccorso. 4 i veicoli coinvolti nel tamponamento. All'altezza di Pradeste un'automobile che proveniva da Monselice, forse a causa di un sorpasso azzardato, ha centrato un veicolo che veniva dal senso opposto, causando poi il tamponamento dell'auto che ha subito lo scontro frontale, mentre un quarto veicolo è stato colpito di striscio. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. Il SUEM 118 ha stabilizzato gli automobilisti infortunati. I pompieri hanno lavorato per estrarre da una macchina uno dei feriti rimasto incastrato. 2 feriti sono stati portati all'ospedale di Padova con l'elisoccorso. Altri 2 sono stati ricoverati all'ospedale di Schiavonia, mentre gli altri 4, dopo essere stati curati dal pronto soccorso, sono stati dimessi con ferite lievi.
Il traffico domenicale ha subito grossi rallentamenti. Negli stessi minuti a Sant'Elena una coppia di motociclisti ha sbandato uscendo dalla carreggiata e rovinando a terra. Soccorsi dei sanitari del SUN 118 non hanno riportato ferite gravi. Una bomba al fosforo della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata nei cantieri della TAV. Si incendia provocando del fumo. Operazioni per inertizzarla condotte durante la notte dagli artificieri. Una bomba al fosforo della Seconda Guerra Mondiale si è incendiata sollevando un'alta colonna di fumo nella tarda serata di ieri nel cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità ad Altavilla Vicentina. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 21 e hanno appurato che il fumo era inodore e che proveniva da una zona doppiamente recintata. Hanno provveduto a creare una prima zona di sicurezza con la chiusura di strada del Melaro da parte dei carabinieri, zona di sicurezza che si è man mano allargata quando si è accertato che si trattava di sostanze esplodenti, fino alla chiusura della circolazione della linea ferroviaria Milano-Venezia. I vigili del fuoco hanno tenuto i contatti con il sindaco presente sul posto, con la prefettura e interpellato gli artificieri dell'8° reggimento di Legnago che hanno dato ulteriori indicazioni di sicurezza. A mezzanotte l'intervento degli artificieri che sono stati coadiuvati per l'intervento dai vigili del fuoco presenti con 2 squadre. A 00:15 l'ordigno è stato inertizzato dagli artificieri e le operazioni di supporto dei vigili del fuoco sono terminate dopo l'1:30 di notte. Statale Valsugana chiusa domani per il disinnesco di un residuato bellico. Linea ferroviaria anche della Valsugana saranno chiuse domani al traffico appunto per il disinnesco di un residuato bellico trovato a Cismon del Grappa nel comune di Valbrenta. L'attività di disinnesco, comunica la questura di Vicenza, inizieranno alle ore 8 con una durata stimata di circa 6-8 ore. I collegamenti lungo la 47 e le strade adiacenti saranno interrotti a Cismon dalle 7 alle 14. Comunque fino al termine delle operazioni il traffico pesante potrà raggiungere Montebelluna, percorrere la statale 348 Feltre, statale 50 bis fino a Primolano e viceversa. Per chi proviene da nord è comunque consigliata la deviazione attraverso la 4 Verona a 22 Trento. Quindi attenzione perché domani ci saranno importanti modifiche alla viabilità. Ancora un servizio che arriva da Vicenza, manca poco alla prima prova d'esame di maturità che sarà mercoledì. Il prefetto ha predisposto un piano contro il degrado per scongiurare gli eccessi dei giorni scorsi. L'obiettivo principale è quello di prevenire e non reprimere e consentire ai ragazzi di fare festa prima dell'esame, pur comunque garantendo una sicurezza urbana e un degrado e non andare ad incidere in modo negativo sull'urbanità dell'area. Osservato speciale Piazzale della Vittoria a Monteberico. Manca poco infatti alla prima prova d'esame della maturità 2022 di mercoledì e l'esperienza insegna. Qui tradizionalmente si ritrovano i ragazzi di quinta che per scaramanzia e per sdrammatizzare l'evento si abbandonano ad eccessi e consumi d'alcol, tali per cui il piazzale negli ultimi anni si è trasformato in un vero e proprio immondezzaio. Non solo festini improvvisati e gli eccessi hanno portato anche recentemente ad atti di vandalismo gratuiti, come il danneggiamento della balaustra, e quindi il Comitato Ordine e Sicurezza della Prefettura ha predisposto un piano di sicurezza apposito. Non si tratta però di militarizzare l'area. Il signor Prefetto ha disposto e il signor Questore hanno disposto un dispositivo di sicurezza proprio per prevenire eventuali fatti o atti che possono comunque andare a incidere sulla sicurezza e sul degrado urbano. Sarà comunque un servizio di moral suasion in modo tale da convincere appunto i ragazzi a comportarsi in modo corretto e a utilizzare lo spazio urbano in modo giusto. Non verranno fatte ordinanze specifiche per vietare il consumo d'alcol o l'uso di contenitori di vetro, per scoraggiare però l'abbandono selvaggio dei rifiuti che qui lo scorso anno ha comportato una raccolta straordinaria di oltre mezza tonnellata. Verranno posizionati cestini e bidoni in più. I controlli verranno anticipati anche alle notti precedenti. Sì, all'uopo l'amministrazione comunale ha inteso implementare sull'area del Piazzale della Vittoria di Monteberico dei contenitori per i rifiuti in modo appunto da invogliare gli stessi ragazzi a utilizzare gli stessi e non abbandonare rifiuti sul suolo.
Allora, torniamo a farvi vedere il sondaggio di questa sera, perché tra poco ne parleremo anche con la nostra Valentina Visentin che sta per collegarsi. Allora, incubo siccità. Siete pronti a razionare l'acqua? Chiamata gratuita, come sempre vi ricordo che se sentite occupato, in ogni caso il vostro voto è già stato registrato. Per il sì 0422 16 26 691, sì siamo pronti a razionare l'acqua, oppure no 0422 16 26 690 se ritenete che invece le misure da adottare siano altre. Vi ricordo che Ring va in onda questa sera alle 21:15, gli ospiti in studio del vice direttore Ferdinando Avarino saranno Mario Conte, il sindaco di Treviso, l'onorevole Diego Zardini del Partito Democratico e Tommaso Razzolini per Fratelli d'Italia. Poi ci sarà Paolo Feltrin, politologo, e Tommaso Ebert, giornalista e scrittore, autore del libro Leonardo Del Vecchio. Sono dunque gli ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino. Allora, in attesa di collegarci con la nostra Valentina Visentin, il tema è ancora quello della siccità. Andiamo a vedere la domenica da record, così come è stata sul fronte dei prezzi della benzina. Ce ne siamo occupati ieri, l'escalation delle ultime ore è stata impressionante, visibili gli effetti alla pompa con automobilisti trevigiani disperati. Proposte urgenti arrivano dalla CGA di Mestre. Ovviamente il prezzo alla pompa è diventato altissimo, anche il governo sta cercando di correre ai ripari in questo senso, ma intanto gli automobilisti esasperati cercano così i distributori meno cari. Era il diesel, 2,4 €, la benzina 2,8 €. Ci prendono in giro qua perché è una roba impossibile. Ma cos'è? Speculazione? Che cosa? Non lo so. Non lo so, proprio come prima, roba da pazzi. Fra la benzina, fra l'aumento anche sulla spesa, su tutto, è tutto un aumento. Prima si andava fuori tutte le domeniche a mangiare la pizza, adesso si va magari una volta al mese. Si riduce tutto, adesso non si va al mare più come prima, tutti si fermano. Si taglia. Sì. La speculazione ha spinto i carburanti oltre 2 € al litro. È stato un weekend da record quello che si è registrato in tutti i distributori della marca. Diesel, benzina, modalità self o servito, pompe bianche e grosse compagnie. Il salasso è inevitabile, l'umore nero. Io, essendo anche un'azienda di trasporti, la subisco molto la differenza di carburante nei costi. Oltre a questo ci hanno tolto anche le accise come rimborso, quindi personalmente come ditta ne soffro tantissimo di questa cosa. Aumenta tutto tranne gli stipendi purtroppo. Al giorno d'oggi anche andare al lavoro inizia a essere una difficoltà per chi ha trasferte molto lunghe giornaliere. Spesso vado a fare le pine in Slovenia perché per lavoro mi muovo molto, quindi mi conviene. Anche là i prezzi sono aumentati, comunque siamo a 1,67, 1,7 massimo al litro. Così in Slovenia, ma la situazione in Europa è diversificata. Questi turisti della Repubblica Ceca confermano che i prezzi nel loro paese sono di poco inferiori a quelli italiani. I think it's similar. In Czech Republic. Yeah, in Czech Republic. Per la CGA di Mestre, intervenuta in queste ore, l'unica soluzione praticabile è quella di introdurre un tetto temporaneo al prezzo alla pompa, cosa che ovviamente andrebbe fatta anche per il gas. D'altronde il decreto taglia accise, che ha ridotto per legge di 25 centesimi il costo al litro del carburante, è stato ormai abbondantemente neutralizzato. I rincari degli ultimi giorni hanno ormai incorporato lo sconto, evidenzia sempre la CGA. Tra i consumatori l'unica azione possibile, arrivati a questo punto, è soltanto una. Almeno le accise, perché stiamo pagando la guerra di Etiopia, stiamo pagando... E poi ha messo anche l'accisa per il terremoto all'Aquila, però all'Aquila è ancora tutto fermo. Mettono le accise per cosa? Per intascarsi i soldi e basta. Gli incidenti stradali stanno mettendo sotto pressione il pronto soccorso, ma c'è anche un altro problema. Entro il 30 giugno dovrebbero arrivare nuovi infermieri. Andiamo nell'ULSS 2, Marca Trevigiana. Tanti codici rossi e anche tanti codici gialli, quindi abbiamo un periodo veramente di un assalto al pronto soccorso con una numerosità
direi eccessiva anche rispetto all'anno scorso di codici rossi. La struttura dell'emergenza-urgenza è sotto stress e risente, quando ancora la pandemia non è finita, dell'aumento degli incidenti stradali, cui si aggiungono in questi giorni i malori per il caldo, e il problema è sempre lo stesso: la carenza di dottori per il pronto soccorso. Facciamo fatica a trovare medici, purtroppo è una specialità ovviamente dove si trovano pochi specialisti, anche perché, come dico sempre, la programmazione nazionale è stata veramente, come dire, poco efficiente dal punto di vista della numerosità nelle scuole di specialità. Questa è la situazione con l'ULSS 2, che ha chiamato i rinforzi. Mancando i medici, noi stiamo sostanzialmente tentando di rafforzare con gli infermieri, che oggi sono effettivamente molto preparati anche nell'emergenza e quindi anche nel triage avanzato, per cui dovremmo sopperire la carenza dei medici con l'aiuto di infermieri altamente professionalizzati. Nuove risorse arriveranno non solo al Cafoncello, stando però attenti a non svuotare le case di riposo. Il principio è quello dei vasi comunicanti. Abbiamo scorso la graduatoria, dovrebbero arrivare entro questo mese 6 infermieri per Treviso, 4 infermieri per Castelfranco, Montebelluna e Conegliano. Però ci eravamo un attimo rallentati nel scorrere la graduatoria per un motivo molto semplice, che dobbiamo garantire anche i centri servizi, che anche per loro c'era difficoltà a reperire personale. Di personale parleremo tra pochissimo con il dottor Domenico Crisarà, che stiamo attendendo, personale quindi ovviamente medici di base, ma intanto ci colleghiamo subito con la nostra Valentina Visentini. Come vi avevo anticipato prima, Padova è fuori legge, sentiamo perché. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, parliamo sempre di salute e di qualità dell'aria. Padova per il 19° anno consecutivo è fuori legge perché ha superato nuovamente i limiti di ozono consentiti, insomma, con i sforamenti consentiti all'anno, che sono 25. Da ieri abbiamo sforato nuovamente, in anticipo rispetto agli altri anni, perché di solito questo sforamento arrivava intorno ai primi di luglio, quindi l'ozono è il parametro, per intenderci, corrispettivo ai PM10 d'inverno. D'estate invece si controlla il livello di ozono. Qui con me c'è Sandro Ginestri di Lega Ambiente. Come mai si è sforato così in anticipo quest'anno? Beh, c'è molto caldo, molta irradiazione e i raggi del sole colpiscono gli inquinanti presenti in atmosfera e favoriscono la concentrazione di ozono. Questo vuol dire che l'area di Padova comunque già di base è inquinata e come Lega Ambiente chiedete delle misure più efficienti. Sì, perché come d'inverno è alto l'inquinamento da polveri sottili e d'estate abbiamo quello da ozono, ma le fonti spesso coincidono e in buona parte derivano ad esempio dal traffico automobilistico, dalle emissioni del traffico, e quindi noi chiediamo inverno ed estate delle soluzioni per una mobilità più sostenibile. E quindi avanti con la realizzazione delle nuove linee del tram per un trasporto pubblico efficiente, ma anche la realizzazione di tutta una serie di altre misure complementari, come il potenziamento della sharing mobility con le biciclette, i monopattini, come la realizzazione della bicipolitana, una rete di piste ciclabili efficienti e scorrevoli, come parcheggi scambiatori fuori dal centro e non nel centro di Padova. Qui vicino c'è la Brandina ad esempio, meglio fare un bel parco con alberi che ombreggiano e filtrano l'aria e fare parcheggi all'esterno collegati in città con un buon trasporto pubblico. Quest'anno è arrivata in anticipo questo sforamento. Ieri la centralina della Mandria, che è insomma il riferimento della media cittadina per i livelli di ozono, ha registrato lo sforamento. Anche oggi, visto il gran caldo, si va verso lo sforamento dei livelli di ozono nell'aria. Diamo anche dei consigli, meglio non evitare le ore più calde. Sì, nel breve periodo, appunto nei momenti appunto di maggior concentrazione dell'ozono, è meglio evitare l'esposizione e gli sforzi fisici nelle ore più calde, perché appunto può irritare le vie respiratorie e creare danni alla salute. Grazie mille, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin da Padova. Noi a Padova rimaniamo perché è collegato con noi il dottor Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Base. Buongiorno dottore, grazie per essersi collegato con noi.
Grazie a voi dell'invito. Allora, ci racconta com'è la situazione, proviamo a scattare una fotografia della situazione attuale per quanto riguarda la copertura sul territorio alla luce delle ultime novità, delle decisioni prese dalla Regione, del fatto che si è data la possibilità ai medici di base di aumentare il numero degli assistiti, di inserire eventualmente gli specializzandi. Come siamo messi? Guardi, le do solo un numero. Gli assistibili, cioè i cittadini senza medico di famiglia, il 31 maggio del 2021 erano circa 6.000. Nella stessa data di quest'anno siamo arrivati a quasi 18.000. Questo credo che e siamo ancora all'inizio della curva di pensionamenti. Tenga conto che in questo momento a Padova su 650-680 medici di famiglia ne mancano 108. Entro 2 anni ne mancheranno quasi 350. Credo che sono numeri che si commentano da soli. Senta, ma la modalità qual è? Perché noi abbiamo sentito alcuni giorni fa il direttore sanitario dell'Ulso 2 che ci diceva abbiamo fatto la richiesta e si diceva un centinaio di situazioni critiche, cioè di situazioni attenzionate dove appunto ci sono pensionamenti in vista. Stiamo pescando dalle USCA, con la nuova delibera regionale c'è la possibilità di avere un utilizzo anche dagli specializzandi, ma di fatto dove potrete andare a pescare per coprire questi vuoti? Nel vuoto, cioè non c'è possibilità. Tenga conto che se tutto andasse come speriamo, ma bisognerebbe vedere che cosa succede il 24 di luglio che c'è l'esame per le scuole di specialità, entro 3 anni la scuola di formazione di medicina generale fornirà per tutto il Veneto 350 medici, tenendo conto che ne andranno in pensione complessivamente circa 1500. Ecco, quindi queste sono delle situazioni come dire, palliative che risolvono il problema della ricetta in quel minuto, ma non risolvono il problema dell'assistenza, non risolvono il problema della vicinanza con i cittadini e con le loro esigenze. Per fare questo non servono neanche i provvedimenti della Regione, che sono una specie di foglia di fico, perché tenga in considerazione che ormai tutti i medici di famiglia già prima della delibera sono intorno ai 1700, ed è uno dei motivi per cui per esempio moltissimi hanno deciso di anticipare la pensione, oppure abbiamo che giovani medici si inseriscono e dopo 6 mesi vanno via, perché il problema di fondo è che ed è secondo noi l'unica soluzione è quella che bisogna intanto sburocratizzare l'attività del medico di famiglia. Io non posso perdere 4 ore minimo della mia giornata a compilare carte e modelli. E secondariamente, e quindi per questo motivo e anche per alleggerire rispetto alle prestazioni non vorrei dire importanti, meno specialistiche, affiancarci a degli infermieri che dovrebbero sollevare il medico di medicina generale da quelle cose come le medicazioni, come la rimozione dei punti, la misurazione della glicemia, i parametri che si fanno per i PDTA. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, cioè se noi liberiamo tempo medico e quindi gli facciamo fare, anziché al medico per 20 minuti il medico, 20 l'infermiere e 20 il segretario, gli facciamo fare per un'ora intera il medico, questo può anche farlo presso altri studi e quindi avere una copertura complessiva. Però le dico, siamo già fuori tempo massimo.
Esiste la possibilità che l'azienda sanitaria possa intervenire, come ad esempio è successo nel Trevigiano, per finanziare l'acquisto, mi passi il verbo, di un segretario a chi non se lo può permettere, perché non tutti i medici di base sono riusciti a creare gli studi, quelli di medicina territoriale, per cui probabilmente anche la presenza di una segreteria potrebbe sollevare il medico di medicina generale dalla gestione degli appuntamenti e dalla famosa compilazione delle carte. Esiste la possibilità di raggiungere anche accordi territoriali di questo tipo? Ma per dire la verità, noi lo raggiungemmo già credo 5 anni fa con le medicine di gruppo integrate. Poi fu la regione con alibi particolari, compreso quella di una sentenza della Corte dei Conti, che bloccò tutto. E non si è mai come dire, ripreso questo ragionamento. È chiaro che se ci fosse questa cosa e quindi ogni singolo medico venisse affiancato da personale sanitario, già la situazione sarebbe più gestibile, non avremmo risolto, perché è una cosa completamente diversa, anche perché, come dire, poi ognuno interpreta le cose come vuole. La crisi del pronto soccorso è data dal fatto che la gente non ce la faceva più di avere più carichi di lavoro e non avere riconoscimenti né economici né di carriera. Quindi voglio dire, sono una serie di cose su cui, devo dire la verità, la regione vivacchia facendo dei provvedimenti, anche quello dei ragazzi, cioè dei colleghi del corso di formazione in medicina generale. Se io gli do gli assistiti adesso, quando questi avranno finito, saranno disponibili? No, perché hanno i loro già assistiti, saranno confermati, quindi questi ce li siamo giocati prima. È come essersi spesi i soldi firmando una cambiale. È vero poi, dottore, che diversi medici, insomma, non è nemmeno così semplice che ci siano le persone che vogliono fare il medico di base. Possiamo pensare che, come per determinate specialità, non sia nemmeno più così, proprio anche a causa di questi 2 anni di Covid, e come giustamente diceva lei, con i ritmi e il riconoscimento che forse non è adeguato poi a quanto il medico di base fa per i propri assistiti. Non è una professione più così appetibile, è vero? Allora, intanto tutta la professione medica è diventata meno appetibile. Quella del medico in medicina generale è un ragionamento antico, perché tenga conto che la nostra prima segnalazione di quello che sarebbe successo oggi la facemmo al mondo intero, compresa la Regione Veneto, nel 2002. Perché se tu metti sul piatto una scuola di specialità che ti dà 2.000 euro esentasse, liberi da tasse, e ne metti un'altra a 800 euro al mese tassate, ma secondo lei chi vuole che scelga la seconda? Poi ci sono anche le condizioni, no, di lavoro, come ci stava Quello raccontando lei. Quello sicuramente. Poi ti ritrovi da solo a dover far fronte a tutta l'organizzazione, a tutta la gestione delle cose, e ogni volta che c'è un aumento economico ricade direttamente sul reddito, perché la differenza che non si coglie è che mentre i soldi che riceve il medico di medicina generale sono un costo complessivo, quelli che riceve invece un dipendente sono uno stipendio vero e proprio. Che cosa voglio dire? Cercherò di essere brevissimo per fare un esempio. Tutti gli aumenti di questi periodi del gas, della luce, dell'acqua, eccetera, eccetera, mentre nella struttura, chi lavora in una struttura ospedaliera o in una struttura privata, vengono assorbiti dalla struttura. Per quanto riguarda il medico di medicina generale, invece, si carica direttamente, sottraendogli economia. Certo. Tra l'altro, dottore, ci confermi questo dato? È vero che nel 2022 sono anche aumentate le richieste di prestazione da parte dei pazienti, un po' per il post-Covid, un po', cioè è aumentato anche il vostro lavoro, proprio anche a livello quantitativo? Guardi, a parte che questo è un dato di fatto che tanti vogliono disconoscere.
Gli studi dei medici di medicina generale in Veneto non hanno mai chiuso nella stragrande maggioranza dei casi, mentre invece tutti gli altri sistemi si sono bloccati e fermati. Tenga conto che oltre il lavoro ordinario abbiamo per esempio fatto solo nei 2 mesi finali di novembre e dicembre 2020 abbiamo fatto il 30% dei provvedimenti di isolamento e abbiamo fatto una quantità immensa di tamponi e sono aumentate le visite, anche perché è difficile che se ne dica, le liste d'attesa sono ancora tantissime e gli unici da cui riescono ad avere delle risposte siamo noi. Col fatto anche che si ha da fare con una utenza che per fortuna esiste il rapporto fiduciario, quindi c'è, come dire, uno scambio diverso di cose, ma più aggressiva e che pretende molto di più. Quanto il Covid ha cambiato secondo lei appunto il modo anche di percepire il rapporto con la propria salute, non so, la richiesta di avere più controlli perché magari si hanno dei piccoli sintomi? Poi ecco, volevamo anche chiederle se lei ci conferma questa recrudescenza dei contagi. In apertura abbiamo parlato con l'immunologo Andrea Cossarizza. Stiamo iniziando a raccontare che il Covid sta rialzando la testa anche sulla base di questo allentamento, onestamente, di tutte le misure restrittive che c'è stato e che ci sarà per tutta l'estate. Quindi ci può confermare anche questo, cioè che c'è un aumento e quindi state lavorando ancora di più? Assolutamente sì, c'è un aumento. Tra l'altro i fattori sono due. Sono sia da una parte la questione dei diminuiti controlli, cioè dei fattori, come dire, proteggenti, ma anche la questione secondo me ha un grande ruolo, della questione dei tamponi fai da te, perché noi abbiamo questi numeri solo per i tamponi che vengono fatti ufficialmente. La mia domanda è questa: quante persone, anche se fossero pochissime, hanno il senso civico così pieno da ogni volta che fanno un tampone fai da te autodenunciarsi? Tenendo conto che questa fase è una fase a bassa come dire, espressione clinica e quindi più o meno si è capito che non c'è paura, che non c'è una grande pericolosità, ma non si tiene conto che la pericolosità è data sempre per le persone anziane e le persone defedate, e secondo che più il virus circola, più possono nascere nuove varianti con cui ci troveremo a fare i conti in ottobre. Un dato che stupisce è la sostanziale disaffezione nei confronti della vaccinazione, dottore, perché è davvero bassa la percentuale di anziani e fragili che hanno accettato di fare la quarta dose, anche tra i suoi assistiti? No, diciamo che tra i miei assistiti la stanno facendo tranquillamente, chiaramente ti chiedono, ma sulla vaccinazione ci sarebbe di fare una riflessione importante su quanto danno hanno fatto i medici e i biologi nelle discussioni pubbliche sulle televisioni, in cui si è detto tutto il contrario di tutto, soltanto per apparire e soltanto per dare, come dire, peso e sfogo alle proprie tesi, che avevano soltanto un effetto, cioè che avevano soltanto una cosa di apparire, ma hanno degli effetti terribili sulla popolazione, perché niente è peggiore del mettere il dubbio, di insinuare il dubbio in queste materie, tenendo conto che i vaccini per anti il Covid sono il farmaco che è stato più usato al mondo e che ha avuto il minor numero di effetti avversi importanti. Com'è la percentuale dell'adesione alla quarta dose, ad esempio, tra i suoi assistiti? Dico, lì dipende molto dal rapporto che tu hai con gli assistiti. Sicuramente quelli allettati, quelli assistiti a domicilio, praticamente tutti. E gli altri ogni tanto passano, domandano,
e lo fanno. Però il problema è sempre quello, Teresa. Il problema è che poi sentono l'amico, la televisione, la cosa, e quello che gli hai detto tu dopo non serve. Senta, lei ritiene che nella nuova campagna vaccinale, che verosimilmente potrà esserci a partire con l'autunno, sarete nuovamente coinvolti? Sarete nuovamente in prima linea? Che cosa si augura? Ma guardi, io sono sempre stato, le dico che soprattutto a Padova siamo stati coinvolti pochissimo, ma in giro per il Veneto, per quanto potevamo fare molto di più. Però questo chiaramente integrandolo col lavoro che facciamo tutti i giorni, perché io vorrei ricordare che mentre i centri vaccinali fanno solo quello 12 ore al giorno, noi 12 ore al giorno facciamo anche altro, anzi molto altro. E io mi auguro che ci sia un coinvolgimento, ma dal punto di vista, diciamo, come quello dell'anti-influenzale. Basta vedere il numero dei vaccini anti-influenzali che fanno i medici di famiglia e quello che fanno i SISP. Però su questo poi bisogna parlarsi, organizzarsi e trovare, come dire, delle soluzioni insieme che rendano possibile e praticabile questa cosa. Quindi lei ci sta dicendo avremmo potuto fare molto di più? Certo, perché se lei tiene conto che l'assenza di comunicazione tra noi e il SISP, in cui non sapevamo neanche chi dei nostri era stato vaccinato, chi era stato contattato, chi era stato prenotato, per cui noi ci siamo trovati nella mia medicina di gruppo che per fare 350 vaccini in un fine settimana abbiamo passato 16 ore al telefono. Lei capisce che... Troppa privacy, dottore? No, non è una questione di privacy, è una questione che non c'è scambio, perché non ci sono neanche i sistemi, al di là della volontà, non ci sono neanche, almeno l'USL e i sistemi di prevenzione non hanno l'informatica in grado di dargli questa cosa. Noi ci siamo offerti di fargliela avere e ci hanno puramente ignorati. Posso chiederle l'ultimo commento? Insomma, siccome la vedo diretto e insomma siamo anche contenti che si riesca a snocciolare un po' i vari problemi con verità e in maniera anche così efficace ed efficiente, alla luce del fatto che insomma stiamo raccogliendo anche noi tante lamentele da parte dei cittadini. Tra poco ci collegheremo con il sindaco di Agna, che finalmente ha il suo primo e unico comune di Agna medico di medicina generale dopo diversi giorni di vuoto, e anche questa purtroppo è diventata una notizia. Volevo chiederle, dottore, che cosa ne pensa della telemedicina? Beh, guardi, intanto vorrei consolare il sindaco di Agna, che è una vittoria di Pirro, perché quello che gli è stato mandato è un medico temporaneo, quindi bisognerà vedere il futuro. Comunque tutto bene. Guardi, noi alla telemedicina pensiamo talmente tanto che abbiamo messo su un lavoro che potete trovare su YouTube alla scritta Fimice Padova, dove 11 medicine di gruppo del padovano e una del veneziano sono stati dotati di ecografo che si chiama home bed, cioè portatile, che è spettacolare come tutte quelle altre cose. Sono stati dotati di laboratori analisi portatili. Sono stati dotati di oltrepressori e oltre-ECG, sono stati dotati di un ECG da lasciare, un elettrocardiogramma della grandezza di un telefonino da lasciare a casa del paziente, particolarmente importante dal punto di vista cardiaco, dove non deve mettere fili, non deve mettere niente, deve solo appoggiare questa specie di telefonino sul petto e schiacciare un bottone, ed entro 3 minuti il suo elettrocardiogramma arriva al medico in qualunque parte del mondo il medico sia. Abbiamo dotato di elettrocardiogrammi a 12 derivazioni, di un retinometro, insomma, non voglio fare lunga, di una quantità di strumenti, tutti collegati via rete, in internet. Ovviamente non siamo riusciti a collegarli con l'USL. Abbiamo fatto in un anno, queste persone in piena chiusura, quindi 2020-2021, hanno fatto più di 4.000 prestazioni per 150 persone. Di questo devo ringraziare, e me lo permetta, la famiglia Canella e il gruppo Ali,
che ci ha dato come dire, la consistenza economica per fare questa cosa qua. Quindi non è cosa penso, noi facciamo. Il problema è cosa pensa il sistema. Il problema è vedere quando delle realtà assolutamente praticabili cominciano ad entrare nella quotidianità degli studi dei medici di famiglia. Diventano endemiche, come si diceva del Covid, no? Cioè entrano a far parte del sistema sanitario in toto, vengono anche, come dire, gestite con dimestichezza e entrano a far parte della medicina territoriale. Ha visto, è collegato il sindaco di Agna, vi faccio interagire solo un secondo. Buongiorno Gianluca Piva, perché il dottore Crisarà ci ha appena detto occhio perché è una toppa, non è un medico di base assegnato. Che effetto le fa queste? Sì, ho sentito, ma lo sapevo, il medico che ha preso servizio stamattina ha un incarico provvisorio e quindi lo sapevamo già, anche perché è da prassi, ma la vittoria che non è di Pirro, ma è una vittoria perché noi ci siamo battuti per trovare un medico, perché in ambiente ULSS, nel perimetro ULSS, sembrava non ci fosse disponibilità a fronte di una richiesta fatta più volte da parte dei vertici ULSS, da parte U6, perché noi siamo U6. Sì. Infatti con il nostro appello alla fin fine lo abbiamo trovato al di fuori del perimetro dell'U6, questo medico che ha iniziato stamattina, perché ha avuto conoscenza del posto carente tramite gli appelli che noi in qualche maniera abbiamo lanciato e rilanciato, perché per noi comunque avere una comunità con 0 medici di base, seppur una comunità non numerosa, ma siamo comunque 3.200 abitanti, certo. E nel giro di 2 anni siamo rimasti, da 2 medici storici che avevamo, siamo rimasti senza al 12 di aprile. Quindi ci siamo mossi. Chiaro che auspichiamo che si possa stabilizzare la posizione della dottoressa Sarpato, che ha iniziato stamattina, però è importante che abbia iniziato un percorso con la nostra comunità, insomma nell'ambulatorio che abbiamo messo a disposizione. Anche perché, e qui lo chiedo a Crisarà, cioè una volta che poi si conoscono i propri pazienti, no? La loro storia, le loro problematiche, e fare un cambio diventa davvero un doppio lavoro per tutti. Com'è possibile? È possibile perché io capisco il sindaco che, come dire, gli hanno dato queste notizie, ma in realtà non c'è bisogno che il medico di famiglia sia chi accetta, perché deve accettare di andare come in quella zona, venga dalla USL 6, potrebbe venire tranquillamente dalla Sardegna. Il problema è l'attrattività del lavoro e essendo un incarico temporaneo, se non ci saranno, come dire, se non verranno banditi i posti, ma soprattutto se non saranno accettati, potrebbe arrivare chiunque, quindi avere una sostituzione in quanto c'è titolarità. Io ripeto, sono contento perché anche noi cerchiamo di risolvere i problemi. È chiaro che la pressione mediatica che ha fatto il sindaco è la cosa che più preme agli amministratori di qualunque ASL, che per quello sono disponibili a giurare che Dio, che Cristo è morto di polmonite, però le dico, noi siamo di grande disponibilità, infatti tanti incarichi si stanno dando in violazione della norma, bene? Per cui si apre un altro capitolo sulla possibilità di contenzioso, ma il problema è domani, quando nella provincia di Padova ci vorrà, oggi pomeriggio, quando nella provincia di Padova mancheranno la metà dei medici di famiglia che sono necessari per la provincia di Padova, come si fa? E devo ringraziare, approfitto di questa cosa, l'esecutivo dei sindaci della provincia di Padova, che ha la sensibilità, infatti io sarò audito proprio oggi pomeriggio alle 6, perché come dire, secondo me gli amministratori, ma i sindaci soprattutto, che sono, ci ricordiamo, i garanti e sono la maggiore autorità sanitaria presso il comune, devono conoscere la situazione, perché, ripeto, situazioni come quelle di Agna, che per il momento si è stabilizzata, si evolveranno
alla velocità della luce, e il problema sarà proprio sui paesi più piccoli e sui paesi più dispersi, perché qualunque professionista, se può fare il medico in centro a Padova, probabilmente gradisce di più poi cose che farlo a Bavone o a Teolo. Per cui bisogna fare dei ragionamenti importanti, e ripeto, partendo dal presupposto che in un anno sono aumentati di 12.000 persone quelli senza medico in provincia. Un numero impressionante. E la crisi continua ad aumentare. Allora, noi che cosa abbiamo chiesto ai sindaci? Aiutateci a risolvere i problemi. Non vi accontentate di avere una soluzione che durerà il tempo che durerà, ma che strutturalmente non è più così. Perché le dico, dei medici che usciranno dal corso di formazione di medicina generale, di questi forse 350 per tutto il Veneto, la maggioranza avrà scelto, e anche se fosse la dottoressa Serpato che ha scelto Agna, il paese a fianco resta senza. Quindi insomma c'è proprio una questione di attrattività, no, della professione. Ma allora, sindaco... E anche di numeri, E anche di numeri, certo. Ma sindaco, che cosa può fare un primo cittadino? Io so che lei è scritto anche a Mattarella, cioè... Un primo cittadino, oltre che lamentarsi o protestare su questo argomento, non può fare altro, perché il medico non lo sceglie né il sindaco, né la giunta, né il consiglio comunale. È chiaro che il problema va affrontato diciamo nelle cabine di regia dove prendono delle decisioni, quindi se al tempo la programmazione a medicina era a numero chiuso bisognerà fare delle valutazioni, oppure devono prendere altre decisioni, ma la palla rimbalza tra a livello governativo e regionale. Noi come sindaci abbiamo sì l'autorità sanitaria, ma non abbiamo la competenza né scegliere un medico o quant'altro. Noi possiamo mettere a disposizione i locali, come abbiamo fatto noi, in forma gratuita, con le attrezzature, incomodato d'uso gratuito, tutto quanto quello che abbiamo fatto noi, pagare le utenze. Possiamo agevolare al massimo l'ingresso, l'insediamento, diciamo, di un medico, però non abbiamo né la possibilità né la capacità di scelta, quindi Senta, secondo lei quanto è pesato, sindaco, il fatto che lei abbia alzato un po' la voce in questo caso e abbia utilizzato anche... Sicuramente, se non avessimo comunque lanciato l'appello, non avremmo avuto modo di informare dei medici fuori dall'US 6, come ho detto prima. Infatti, grazie all'appello rilanciato più volte, comunque abbiamo avuto 4 o 5 contatti, anche un medico di Roma ci ha contattato, giusto per capire. Poi io ho girato all'US la disponibilità. Dopo la fine il primo medico che è andato via veloce nel prendere le decisioni è quello che sostanzialmente ha accettato l'incarico e ha preso servizio. Da dove viene, se possiamo chiederle, questa dottoressa? Viene da molto lontano? La dottoressa è originaria di Piave di Sacco, quindi è della zona, mi sembra viva a Padova, però noi nell'incarico che abbiamo visto c'è scritto Piave di Sacco, quindi in realtà è originaria di Piave di Sacco, ecco, per capirci, quindi non è così lontana dalla nostra zona. Lo sappiamo anche noi che è un incarico provvisorio, ma è la procedura, quindi noi non possiamo, cioè un sindaco, una giunta, un assessore o così non può forzare il sistema, funziona così. Per partire c'era bisogno di partire con questo incarico provvisorio, perché la nostra sede come posto carente è già andata a bando e viene rimessa a bando anche quest'anno come zona carente, però appunto ci vuole il medico che sia interessato a prendere la titolarità. Al momento partiamo con l'incarico provvisorio nella speranza appunto di stabilizzare nel tempo questo medico. Grazie ai nostri ospiti, io vi devo congedare, abbiamo un collegamento da Vicenza dove appunto c'è stato il disinnesco di un ordigno, quindi devo purtroppo cambiare argomento. Grazie però per questa pagina interessante sulla sanità del Veneto, ma non solo. Grazie al dottor Domenico Crisarà e a Gianluca Piva, sindaco di Agna, che sia un buon inizio davvero anche per lei e il suo comune.
Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci, buona giornata. Andiamo subito dalla nostra Luisa Bertini che si trova ad Altavilla. La raggiungiamo. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo proprio in prossimità del cantiere della TAV dove ieri è stata trovata questa bomba al fosforo che ha provocato un'alta colonna di fumo. L'ordigno è stato inertizzato perché in realtà non c'è stata deflagrazione, ma probabilmente le condizioni climatiche, il forte caldo di questo periodo ha innescato questa reazione chimica, provocando questo fumo che si vedeva, diciamo, a distanza. Quindi ieri grande preoccupazione sicuramente. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, è arrivato il sindaco. Preoccupazione acuita anche dal fatto che siamo in prossimità di un distributore di benzina. Qui vicino ci sono anche delle abitazioni, ma fortunatamente, diciamo, tutto si è risolto senza la necessità di far evacuare persone. Quello che preoccupava era appunto la natura di questo fumo che si è sprigionato, anche se i vigili del fuoco hanno appurato che poi il fumo era inodore e che proveniva da una zona già doppiamente recintata e messa in sicurezza, quindi hanno provveduto in nottata poi alla chiusura della strada. Siamo nella strada del Melaro e alla chiusura anche della linea ferroviaria che è stata chiusa fin verso le 2 di notte. Parlo della linea Milano-Venezia. Oggi abbiamo preso contatto ovviamente con il sindaco che ha detto che in realtà ieri è stata bloccata la combustione di questo ordigno, quindi questa bomba è stata immersa all'interno di un contenitore da parte dei vigili del fuoco e da parte degli artificieri che sono arrivati da Legnago. Ovviamente si attende di conoscere la data poi per il disinnesco che dovrà però essere pianificato anche con gli organi della prefettura, con la questura e le forze dell'ordine. Ecco, quindi una disavventura fortunatamente che si è conclusa in poche ore. Grazie, grazie alla nostra Luisa Bertini, grazie e buon lavoro, arrivederci Luisa, grazie. Grazie. Allora, previsioni del tempo, pubblicità, poi torneremo a parlare di siccità con il nostro Lucio Zanato e poi abbiamo 2 sindaci neoeletti in collegamento, quindi tra pochissimo con Lucio Zanato. Ora meteo. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Dopo un weekend soleggiato e rovente, l'inizio di settimana non sarà poi molto diverso. Ma vediamo insieme nel dettaglio la tendenza per lunedì 20 giugno. Sul Veneto condizioni stabili, tanto sole e cielo limpido ovunque. Qualche veloce acquazzone di calore al pomeriggio sui settori montani. Clima bollente con caldo anomalo e crescente afa che causerà un forte disagio dovuto all'alto tasso di umidità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17-22 gradi, le massime invece avranno punte di 35 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso invece sui settori montuosi. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece sui 28-33 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo la stessa situazione, prevarrà il sole, isolati temporali pomeridiani saranno possibili sulle aree più settentrionali. Temperature minime sui 20 gradi, massime intorno ai 35. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.
Buongiorno, ben ritrovati. 13:40 in apertura, ci siamo occupati di Covid per cercare di capire che cosa sta succedendo in questo momento con un aumento incredibile di contagi, almeno il 50%, e poi la nuova variante che in Veneto ormai sta prendendo piede ed è passata dallo 0 al 22%. Ci siamo occupati di siccità ed è il tema del sondaggio di Ring di questa sera, perché ormai diversi comuni stanno iniziando ad emanare delle ordinanze per chiedere ai cittadini di gestire in maniera razionale l'acqua potabile, quindi ad esempio non lavare l'orto con l'acqua potabile o lavare i cortili. Tante le ordinanze, a partire anche dall'informativa che la Regione ha mandato proprio ai gestori degli acquedotti. Ora però parliamo del Padovano e ci colleghiamo con due sindaci nuovi eletti. In questi giorni ovviamente del post elezioni ci stiamo occupando di politiche e stiamo iniziando a conoscere uno ad uno i nuovi sindaci eletti, tra volti nuovi e invece conferme. Andiamo a Teolo e San Martino di Lupari, quindi siamo nel Padovano. Ringrazio per essersi collegato con noi Valentino Turetta, sindaco di Teolo. Buongiorno Valentino. Salve, buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno. E poi abbiamo Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno a lei. Allora, ovviamente in questa breve chiacchierata saremo interrotti dal nostro Lucio Zanatto, che ha l'assessore regionale Bottaccin per parlare di siccità e si collegherà tra pochissimo con noi, quindi vi chiederò ad un certo punto pochi minuti di attesa. Valentino, parto da lei. Un ristoratore che diventa primo cittadino, lei è partito da lì, quindi è partito dai suoi colli euganei. Che cosa l'ha spinta, ovviamente è tanto che lei è in politica, ma che cosa l'ha spinta a cercare di arrivare ad una posizione così importante per un comune a partire dal suo lavoro? Quindi lei si occupava di enogastronomia, e quali sono le priorità ora per il comune di Teolo, per lei? Ma guardi, grazie intanto per l'invito. Da 15 anni siamo nell'amministrazione comunale di Teolo e ho ritenuto di fare questo grande salto che mi sta dando grosse soddisfazioni. Il territorio ha bisogno di un rilancio dopo il periodo del Covid e io e la mia squadra siamo pronti comunque a riportare Teolo dove si merita. Ecco, tutto qui. Insomma, l'amore per il territorio è alla base comunque di tutto. Mi dicono che c'è già collegato il nostro Lucio Zanatto, allora davvero vi chiedo pochi secondi perché abbiamo dei collegamenti in diretta. Pochi secondi, vado da Lucio Zanatto che è con l'assessore Bottaccin e torno subito da voi. Lucio, buongiorno, siamo da te. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, come vedete sono con l'assessore Bottaccin. Assessore, siamo tra i comuni di San Fior e Codognè nel Trevigiano, dietro di noi un'importante opera, ovvero un bacino di laminazione che la Regione, anzi che i consorzi hanno realizzato grazie ai fondi regionali. Tra l'altro fondo tutto quanto compreso, fatto in 26 mesi, cioè un record. Sì, un record perché questo è un bacino di laminazione, poi ne è stato fatto un altro poco più a valle e è stato sistemato anche un ponte aumentando la portata del corso d'acqua che ci passa sotto. Questo a vantaggio della sicurezza dei cittadini. Ecco, quello dietro di me è un bacino di laminazione come diverse decine che sono... Spieghiamo a casa che cosa è un bacino di laminazione perché noi lo sappiamo, magari molti no. È un parcheggio per l'acqua, quando il fiume o il torrente non riesce a contenere quella portata si allaga in maniera controllata un'area che è destinata non ad abitazioni o ad aziende o a servizi importanti e quindi si allaga quell'area in maniera controllata per alcune ore, poi quando passa la piena dell'acqua l'acqua defluisce e segue il corso d'acqua, quindi sono normalmente, come vediamo alle nostre spalle, asciutti, non perché c'è la siccità ma normalmente asciutti, e non sono impattanti perché sono delle aree verdi con alberature, lo vediamo anche dall'altra parte, insomma dappertutto, e che rimangono alla loro destinazione originaria e che servono però in caso di esigenze dovute a piene di corsi d'acqua, quando il fiume non riesce più a contenere la piena, appunto si allagano queste aree in maniera controllata per alcune ore e poi dopo tornano a essere praticamente a libera destinazione, insomma, per la popolazione o per gli usi che ne vengono fatti. Sì, questo evita naturalmente di allagare case, scantinati e quant'altro in queste zone qua. Però la domanda che le ho fatto anche prima, che le faccio adesso, è più preoccupato per la siccità di adesso o per le possibili alluvioni che inevitabilmente con un tempo del genere arriveranno?
Ma io sono preoccupato sempre perché ho delle deleghe che mi generano preoccupazioni sempre. Oggi parliamo di interventi che servono a garantire la sicurezza dei cittadini, quindi salvare vite umane come le casse di espansione in caso di precipitazioni piovose rilevanti. Però in questo momento sembra quasi paradossale, no? In realtà invece succede che a causa dei cambiamenti climatici che abbiamo rilevato, questi fenomeni che alternano siccità prolungate come quelle che stiamo vivendo adesso a eventi meteo forti stanno incrementando nella loro frequenza e di conseguenza noi ci siamo mossi sia sul fronte della mitigazione che dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Mitigazione riducendo le emissioni di gas clima alteranti, come ha certificato anche l'Istituto Nazionale, l'ISPRA recentemente, che in Veneto si sono ridotte sensibilmente. Dall'altra parte cercando di fare delle opere che servono ad attenuare gli effetti di quelli che sono questi fenomeni violenti che accadono, come il caso dei bacini di laminazione, le briglie, consolidamenti arginali e una serie di altre cose che hanno lo scopo di mettere in sicurezza i cittadini del Veneto. A proposito di bacini di laminazione, inevitabilmente si va sulla polemica del Piave. Lì c'è un tema, e un tema che lei ha detto è inevitabile, la sicurezza dei cittadini viene prima dell'ambientalismo. No, qui lo vediamo alle nostre spalle, l'aspetto ambientale viene sempre preservato al massimo. Quando sento parlare di muri di cemento armato, quindi abbiamo la testimonianza che nulla di tutto questo, sono arginature in terra battuta, sopra viene fatta la ciclabile, magari l'oasi naturalistica, si cerca di preservare al massimo l'ambiente, però è del tutto evidente che se non ci sono altre alternative, e non ci sono perché se dal 66 ad oggi, quindi in quasi 60 anni, 4 università diverse, in varie tempistiche diverse hanno sempre confermato che è necessario quell'intervento, io non mi sento di essere più esperto di 4 università diverse da dire no, non si fa. Purtroppo questo è quello che ci viene detto, non lo decido io, in Italia peraltro lo decide un soggetto che è l'autorità di bacino che dipende dal Ministero dell'Ambiente, noi siamo gli esecutori, ci hanno dato i soldi per fare la progettazione e procediamo con la progettazione anche di quell'opera. Obiettivo, sicurezza dei cittadini e garantire il più possibile questo. Ripeto, nessuno vuole intervenire in maniera negativa sull'ambiente, però è chiaro che se dobbiamo mettere a confronto la vita umana e l'aspetto ambientale, sono tutti e due di valenza importantissima, leggermente superiore c'è la vita umana, quindi è una questione di priorità. Ecco, l'ultima battuta, dopo magari Anna, l'assessore ti sente, quindi se vuoi fargli delle domande da studio le possiamo fare. Siete pronti con le autobotti per cominciare a razionare l'acqua? Perché qui se va avanti così non ne arriva per tutti. Ma adesso noi stiamo cercando di trovare un equilibrio fra quelle che sono le varie esigenze. Ovviamente anche in questo caso aiuta la norma nazionale che prevede che la priorità assoluta quando manca l'acqua sia l'idropotabile, quindi quella che abbiamo nei rubinetti delle case, e subito dopo viene tutto il mondo agricolo perché è collegato all'aspetto del cibo, quindi è altrettanto importante, e poi viene tutto il resto. Tutto il resto non vuol dire che non è importante, però in quella famosa ordine di priorità purtroppo se manca l'acqua, questo dice la norma nazionale, quindi abbiamo dovuto rinunciare a una produzione idroelettrica importante in un momento delicato come questo, dove con gli approvvigionamenti del gas in difficoltà sarebbe più che mai importante. Ci saranno problemi prevedibili se non piove anche sull'aspetto turistico dei laghi di montagna, però questa è la situazione. Detto questo, noi siamo sempre pronti con le autobotti perché possiamo vantare in Veneto un sistema di protezione civile che è un'eccellenza, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, per cui approfitto per ringraziare i volontari della protezione civile che come al solito sono loro che ci dicono guardate che se avete bisogno noi abbiamo il camion pronto. Noi speriamo che sia l'ultima ratio questo e che prima di arrivare a quel livello là la pioggia ci venga incontro, fermo restando che come dicevo prima abbiamo messo in campo una pianificazione di opere anche su questo fronte che però ovviamente recupera decenni di opere che non sono state realizzate. Grazie. Anna, a te se ci sono domande. Grazie Lucio, in realtà ne avremo tante ma abbiamo 2 sindaci in collegamento, tra cui il sindaco di Teolo con cui parleremo anche degli incendi boschivi che stanno colpendo i Colli Euganei in queste ore, quindi torneremo un po' sul tema. Un saluto ovviamente all'assessore Bottacin, grazie per il vostro collegamento. Grazie, allora però visto che si parla di incendi boschivi siete pronti anche a Teolo?
Assolutamente sì, anche ieri abbiamo avuto degli incendi boschivi, anche ieri l'altro, non come nel mese di marzo dove ne abbiamo avuti 49 nell'arco del mese. Anche in questo caso ricordo che la competenza sugli incendi boschivi è delle regioni dal 2000 e la esercita grazie ai suoi dipendenti e soprattutto all'apporto fondamentale dei volontari di protezione civile addestrati in maniera specifica per l'antincendio boschivo. Sono circa 1 migliaio in tutto il Veneto e anche nei Colli Euganei sono molto bravi. Grazie Assessore, spunti per te e buon lavoro Anna e buon ascolto a tutti quanti. Grazie al nostro Lucio Zanato con l'assessore Bottacin. Torno dai miei ospiti ringraziandoli per l'attesa. Turetta ci attende un attimo perché so che Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari, ci deve lasciare tra poco. Nivo, buongiorno, ben ritrovato. Lei è stato eletto con una, con una coalizione di centrodestra, quindi il centrodestra unito. Lei ha avuto anche l'appoggio di Boratto. È stata una bella sfida, comunque una sfida a 5. Lei ha battuto anche Maurizio Conte, ex assessore regionale, visto che adesso eravamo con Bottacin. Che cosa l'ha spinta e quali sono le sue priorità? Beh, intanto il risultato elettorale per noi è stata, diciamo così, il coronamento di un impegno molto importante in cui abbiamo parlato alle persone con molta serietà, con molta sincerità, nel quale le persone si sono confrontate con il gruppo. Non voglio ripetere quello che ha detto il collega di Teolo, è la passione per il nostro paese, un paese in cui io sono nato, sono cresciuto e in cui voglio portare un po' la mia esperienza, la mia competenza, con un gruppo di persone che si riconoscono appunto nei valori del centrodestra e che in questo periodo hanno lavorato insieme assiduamente proprio, come dicevo prima, per una programmazione dei prossimi anni. Le priorità sono quelle di far ripartire San Martino di Lupari, che viene da un periodo di commissariamento, e quindi di dare nuova linfa, nuova diciamo così, energia a un paese che ha voglia solo di ripartire e di far bene. Lei ha dichiarato proprio: io non mi presento come politico ma mi presento per le competenze che ho. Lei è un avvocato, ma senta, come avvocato come valuta il sistema con cui poi lei, voi, i primi cittadini dovrete lavorare, ovvero tagli lineari, tagli soprattutto al personale? Adesso non so come è messo San Martino di Lupari, il fatto di dare, anche nel Padovano sono tanti i comuni virtuosi, quindi dare i contributi a Roma e poi dover attraverso una serie di norme burocratiche incredibili poterne riavere indietro per fare le opere sul territorio. Come valuta questa modalità? Ma io credo che non ci sia mai, da avvocato dico che ogni questione viene valutata per la situazione che c'è, non ci sono ricette scritte, non ci sono sicuramente delle formule magiche per le quali si trovano le soluzioni. Innanzitutto io credo, l'ho detto in campagna elettorale, che il primo cittadino deve intanto ascoltare i problemi dei cittadini e anche valutare la situazione che c'è esistente. Io credo assolutamente che la collaborazione di tutti possa portare a trovare delle soluzioni e comunque fare in modo di dare quella linfa di cui dicevo prima per far ripartire tutto. Poi i segreti oppure le formule vincenti credo non ci siano. La valutazione della situazione attuale di San Martino di Lupari richiede un po' di tempo, proprio perché dicevo prima arriviamo da un periodo di commissariamento e sicuramente è da far ripartire tutte le iniziative che magari per necessariamente sono state un po' rallentate. Da dove partirete, Sindaco? Partiamo innanzitutto, come le dicevo prima, da una valutazione, perché prima di fare delle proposte vogliamo capire qual è la situazione attuale. Sicuramente vogliamo puntare subito su una gestione ottimale delle questioni ordinarie, che sono sempre quelle che fanno meno notizia ma che fanno star meglio i cittadini, per poi sicuramente cogliere le opportunità del PNRR che, come lei mi insegna, sono delle opportunità che passano, bisogna essere pronti e la mia squadra è già al lavoro proprio per valutarle in maniera molto assidua e molto tempestiva. Anche qui insomma c'è bisogno di personale, no? Per poter andare ad intercettare questi fondi che vengono messi a disposizione. Turetta, con lei il tema della siccità, con gli incendi boschivi, a che punto siete come situazione in questi giorni? L'abbiamo raccontata anche noi, lei ha avuto modo di fare un giro per i colli e capire quali sono insomma, le situazioni che vanno attenzionate di più.
Ma ho sentito prima l'intervento dell'assessore Bottacin, il quale lo ringrazio perché purtroppo siamo agli onori della cronaca come Teolo per l'incendio che ha interessato Rocca Pendice sabato. Però 2 anni fa lo stesso incendio è andato avanti per più di un mese, autoalimentandosi all'interno delle crepe della stessa roccia. Quindi mi auguro che questo incendio che è iniziato sabato sia già terminato, perché mi sembra di capire che grazie ai nuclei antiboschivi della protezione civile di Galzignano, di Battaglia, di Selvazzano, che sono sempre vicini alle nostre problematiche, e al DOS della Regione Veneto, c'è stato un intervento tempestivo con anche dei mezzi, con degli elicotteri, e quindi dovremo in teoria aver già domato il tutto. Il problema è che c'è una grossa mole di turismo che si riversa nei nostri colli, probabilmente non rispettando in pieno tutte le avvertenze che noi amministratori diamo, primo fra tutti il fatto, per esempio, di non gettare mozziconi di sigaretta per terra a causa della grandissima siccità che ci sta attanagliando, oltre al fatto che si evitano le ore di punta per camminare sui colli e si va verso sera o mattina presto, e non più tardi di giovedì scorso c'è stato un intervento per 2 rocciatori che sono stati bloccati praticamente su una parete, e c'è stato un intervento dalle 11 di sera che è finito alle 3 di mattina, mettendo a repentaglio, oltre ai feriti, anche le vite comunque dei soccorritori, per cui anche su questo aspetto stiamo valutando come amministrazione comunale di emettere un'ordinanza per vietare l'accesso ai sentieri di Rocca Pendice da una certa ora fino a mattino. Proprio qui volevo arrivare, cioè che poteri avete voi sindaci? La vostra arma sono le ordinanze, no? Alcuni hanno emanato delle ordinanze, ad esempio per quanto riguarda il consumo di acqua potabile, però in questo caso la sua arma è questa, dunque, no? Quindi limitare l'accesso. Tra l'altro, se parliamo di Rocca Pendice, adesso è iniziata un'attività di pulizia delle aree oggetto dell'incendio di 2 anni fa, grazie all'ente parco Colli Ugani, e quindi a maggior ragione in questa area serve molta attenzione, e probabilmente dovremo limitare anche l'accesso affinché i lavori vengano fatti a regola d'arte, ma soprattutto affinché venga preservato l'ambiente stesso e la sicurezza anche degli utenti, perché vi ricordo 3 giorni fa c'è stato un intervento con soccorso alpino, ambulanze, forze dell'ordine, che è durato dalle 10 di sera alle 3 di mattina per 2 persone che si sono arrampicate e purtroppo hanno avuto dei problemi. Eppure, e lei ce lo insegna perché è un ristoratore, il turismo è uno dei punti di forza, no? Dei Colli Ugani di Teolo, no? Quindi è un equilibrio anche difficile da mantenere. No. Sì, noi nel nostro territorio dopo il Covid, dopo il lockdown, praticamente si è riversata una mole incredibile di turismo, probabilmente quel turismo che non usciva vicino a casa ma invece andava lontano, perché comunque di solito siamo sempre abituati ad andare a visitare le bellezze che non vicino a casa ma distanti. Adesso a causa del Covid cerchiamo posti magari meno conosciuti e più vicini a casa, e ci ritroviamo adesso che le nostre aree sono abbastanza piene di turismo. Da un lato va bene per gli operatori economici, però serve un equilibrio affinché l'ambiente resti in piedi, affinché ci sia pulizia, ci sia decoro, ci sia rispetto del territorio e rispetto anche dei cittadini che ci abitano. Grazie Sindaco, ovviamente buon lavoro. Per quanto riguarda la sua squadra, come siamo messi? Oggi ho firmato le deleghe per i decreti per gli assessori vice sindaco, mercoledì sera avremo consiglio, ma siamo già pienamente operativi, anche perché in questo mese e mezzo di campagna elettorale abbiamo ricevuto molti contributi da parte dei cittadini, e dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie per dare le risposte che i cittadini si meritano, quindi sicuramente saremo all'altezza del compito che ci aspetta. Quali deleghe terrà per sé? Guardi, il personale, l'edilizia privata, l'urbanistica, la sicurezza e logicamente la sanità. E la sanità. Grazie a Valentino Turetto, ovviamente buon lavoro. Un saluto al sindaco di San Martino. Congratulazioni. Nivo Fior, chiedo a lei la stessa cosa, la sua squadra e le deleghe che terrà per sé.
Ci stiamo lavorando adesso e credo che entro qualche giorno faremo il primo consiglio, stiamo valutando tutti gli aspetti, insomma tenendo conto anche del risultato delle urne, ma anche delle competenze. Insomma è un momento molto piacevole in cui si fanno tutte le valutazioni, perché c'è la volontà da parte di tutti di impegnarsi, di fare del proprio meglio per il nostro paese. Quindi sarà la giunta sarà diciamo così, un risultato che avrà bisogno di qualche giorno ancora. Certo, che rispetterà un po' gli equilibri, no, di questa tornata elettorale. In bocca al lupo. Tra l'altro voi sarete ricordati, voi e tutti gli altri sindaci che sono stati eletti per questi 5 anni come i sindaci del PNRR, perché è davvero la grande opportunità che è stata data in mano, che sarà data in mano al nostro territorio, quindi davvero buon lavoro a voi e alle vostre squadre. Ci riaggiorniamo più avanti un po' per fare il punto. Grazie dell'invito, a tutti i telespettatori. Arrivederci. Grazie dell'invito, grazie, alla prossima, grazie, arrivederci. Arrivederci. Ecco, avete visto, insomma, continua il nostro viaggio nei comuni del nostro Veneto per così, insomma, raccogliere anche a mente un po' più fredda le idee con cui questi sindaci ora eletti si approcciano al territorio, sia per quanto riguarda la formazione delle squadre, sia per quanto riguarda i primissimi problemi che devono affrontare, come ad esempio è già accaduto a Turetta, sindaco di Teolo. Noi ora andiamo in pubblicità e poi apriremo nell'ultima parte di questa edizione una pagina dedicata al Filo di Simo, che è una onlus che segue le persone che sono cadute nel baratro della depressione. Cercheremo di capire come lo fanno, e poi agganciato al Filo di Simo c'è anche la raccolta fondi che ha avviato Bernardo Bernardini partendo con la sua 4ª edizione di Road to Rome, ma ne parleremo tra poco. Incidente con il papà che era aviatore, eccetera, eccetera, e quindi con una diagnosi infausta già dall'inizio. E lui... Eccoci, noi abbiamo già cominciato a parlare, ma perché siamo un po' entrati nel vivo di questa ultima parte di prima edizione. Vi presento i nostri ospiti. Abbiamo Ivan Scremin del Filo di Simo. Buongiorno Ivan, fondatore di questa organizzazione di volontariato. Buongiorno Ivan. E poi lo psicoterapeuta e psicologo dello sport Jacopo Lodde. Buongiorno Jacopo. Buongiorno. Allora, noi parliamo del Filo di Simo, adesso con Ivan cercheremo un po' di introdurre questa organizzazione di volontariato, perché sapete che vi abbiamo raccontato della Road to Rome, 4ª edizione della volata di Bernardo Bernardini verso Roma, e il Filo di Simo diventa protagonista anche perché ha attivato Bernardini un crowdfunding per dare una mano al Filo di Simo. Partiamo dall'inizio, Ivan, quando nasce, come nasce il Filo di Simo e chi aiutate? Il Filo di Simo nasce dopo un tragico evento che colpisce la nostra famiglia. Il 18 febbraio dell'anno scorso Simone fa una scelta di vita, si suicida lanciandosi a una scala antincendio, e in quel periodo abbiamo ascoltato tante persone, abbiamo capito che forse c'era la necessità di fare un qualcosa. Quanti anni aveva Simo? Simo aveva 27 anni. 27 anni, un ragazzo come tutti gli altri, con il dono dell'empatia, ma forse con gli obiettivi abbastanza importanti. E il Filo di Simo segue un po' quello che era Simo, perché Simo era una persona che si dedicava alle persone, a volte trascurando se stesso, non che fosse un francescano, però aveva questa sua caratteristica di mettersi a disposizione degli altri. L'associazione nasce con l'idea di sostenere altre associazioni con la raccolta fondi, si era partita il giorno del funerale raccogliendo dei fondi, e poi sentendo tante persone, noi in quel periodo là avremmo sentito credo 1 migliaio di persone tra funerale e amici di Simo, abbiamo visto che una persona su 5 aveva un problema come Simo in famiglia o nella rete amicale. Quindi all'interno della nostra associazione c'era una famosa zia Anna che era amica di Simo, che è una psicoterapeuta, e là è partito questo progetto, dove questo progetto aveva l'intento di accogliere le persone, i ragazzi che soffrono di stati depressivi,
e l'associazione con i fondi che raccoglie interviene in parte o in toto per permettere alle persone di curarsi, e chi ha la possibilità di curarsi viene insomma seguito con un prezzo calmierato. Nel percorso ulteriore abbiamo pensato che era importante aiutare le famiglie. Noi abbiamo cercato di mettere la nostra esperienza. L'esperienza che noi abbiamo avuto era l'esperienza di una famiglia che involontariamente ha avuto delle colpe in un gesto del genere. E ripeto, come sempre dico, non deve passare il messaggio che le famiglie hanno colpe. Esistono le famose colpe che non sono colpe ma ti capitano. Quando Simo aveva i suoi stati depressivi e quindi lui aveva il problema che aveva male alle gambe, male allo stomaco, noi eravamo portati a minimizzare. E abbiamo anche sottoposto Simo a delle situazioni di stress, perché quando io e lui insomma abbiamo condiviso tantissime cose, dallo sport, cioè eravamo molto in simbiosi. Quando lui aveva il problema che aveva male alle gambe e non riusciva a andare a correre, per me veniva normale dire ma va, figurati, vedrai che ti passa, andavamo a correre insieme, e per lui era un carico doppio, nel senso, uno perché dentro di lui deludeva forse la mia aspettativa, e l'altro suo che non riusciva a farlo. Lei ci sta raccontando che a volte non abbiamo gli strumenti come esseri umani per affrontare e gestire delle situazioni. Lei ci sta dicendo: io ho fatto quello che in quel momento sentivo di fare e oggi sto ragionando in maniera differente e mi rendo conto che c'è anche bisogno di chiedere aiuto. Soprattutto. Allora, diciamo che forse la nostra fortuna è stata quella di aver percorso questa strada con l'associazione, avendo loro come psicoterapeuti ci hanno insegnato, perché alla fine noi pensiamo di essere nati imparati ma non sappiamo niente, possiamo leggere quello che vogliamo, ma ci sono delle persone che hanno delle competenze come loro. E da loro abbiamo imparato come famiglia che forse c'erano degli aspetti diversi, e quindi ecco, è nata quest'altra sfaccettatura, che è quella di cercare di aiutare le famiglie a portare a fare delle riflessioni, che sono quelle di riuscire ad affrontare delle persone in casa che hanno stati depressivi, e anche cercando di far capire che ogni racconto è a sé stante, cioè ogni persona ha un racconto della propria vita, e cercare insomma delle riflessioni che le aiutino. Jacopo, perché a volte è così difficile approcciarsi, no, alla depressione come una vera e propria malattia, quasi come dovesse essere riconosciuta dal sistema sanitario nazionale, no? E quindi a volte non si riesce ad attivare la catena giusta, se poi sempre esiste una catena giusta di aiuto? Ma è una storia eterna, nel senso che credo che fosse anche Platone che sottolineava la differenza tra i due tipi di approcci. Diceva ci sono persone che si occupano della mente, persone che si occupano del corpo. Quindi qualche migliaio di anni fa qualcuno di intelligente probabilmente aveva già fatto una riflessione su questa cosa qua. Cos'è che succede? Che spesso il disagio psicologico, comunque difficoltà di relazione con se stessi, con gli altri, eccetera, sono temi che non trovano la risposta che può trovare una persona che ha il modello medico nella testa. Quindi ho il diabete, mi rompo una gamba, sono in difficoltà perché ho mangiato male, eccetera. Noi abbiamo quel modello medico nella testa e siamo molto più agevolati nel sostenere o aiutare persone che ci manifestano quel tipo di disagio, perché c'è una diagnosi, c'è una cura. È anche più facile parlare del fatto che ho la dermatite, piuttosto che il dire non so cos'ho ma sto male, o comunque non riesco a capire il motivo ma sono angosciato. Allora, rispetto a questi tipi di richieste ci vogliono dei codici, come diceva Ivan, di accesso un po' diversi a quel tipo di difficoltà, e quindi si passa da un modello medico che è molto più è praticato, è molto più confidente anche per l'utenza, a un modello psicologico che invece, soprattutto qui in Italia, mancando una cultura psicologica ancora adeguata, trova delle resistenze, le persone tendono a chiudersi, quindi invece di chiamare o richiedere, fare una richiesta d'aiuto, si tende un po' ad utilizzare delle strategie che uno ha già dentro di sé, che sono quelle che tendenzialmente hanno determinato il disagio, oppure anche la catena di persone attorno mettono in atto quelle che gli psicologi chiamano tentate soluzioni. Le tentate soluzioni sono fatte con amore, con slancio, con buon senso, ma ahimè, per questo tipo di difficoltà a volte non funziona. Non è che non sia giuste e sbagliate, perché non c'è un giusto e uno sbagliato in questi ambiti, c'è quello che funziona e quello che non funziona.
E lo sforzo adesso, proprio io ho sposato assieme a un gruppo nutrito di colleghi il sostegno proprio a questo tipo di associazione, perché in realtà fare un po' di cultura psicologica, come stiamo cercando di fare, e dare un sostegno nell'equipaggiare famiglie, istituzioni, anche l'informazione che stiamo dando adesso, eccetera, con qualche equipaggiamento in più rispetto a un qualcosa che non deve spaventare, ma deve incuriosire e deve portare tutti noi a dire adesso vediamo come se ne viene fuori su questa cosa. Poi c'è un aspetto legato a quello che esiste già, perché il Servizio Sanitario Nazionale già dà delle risposte importanti, eccetera, ma c'è tutto un lavoro di cultura e di prevenzione e di equipaggiamento delle persone che potrebbero trovarsi in questo tipo di situazione che è ancora lì da riempire, è uno spazio da riempire, e noi in qualche maniera, con tutta la buona volontà, con delle professionalità, con il volontariato, con il terzo settore, con le persone veramente di buona volontà, stiamo cercando di fare questo servizio e credo che ci sia una bella energia, un bel entusiasmo. Dopo infatti daremo tutti i vostri contatti. Ivan, quanto... alcuni giorni fa abbiamo parlato della storia di Chloe Bianco, l'insegnante che è stato in qualche modo non accettato dal mondo della scuola, dal mondo delle istituzioni, si è tolto la vita dentro un camper ad Auronzo, e da qui è nato il grande dibattito tra il ruolo delle istituzioni, il ruolo della scuola. Questa società è una società ancora chiusa, secondo lei, e non preparata ad affrontare il disagio delle persone? Allora, è un terreno molto difficile. Si è sentito solo lei, Ivan? Questo lo sto chiedendo. Allora, diciamo, noi sinceramente il fatto di sentirsi soli è una cosa che va un po' lontana. Diciamo che noi non abbiamo, come tanti altri, credo, avuto la possibilità di capire come muoverci. Allora, oggi di stati depressivi, di suicidio si ha paura di parlare, no? Perché nasciamo dal passato di una cultura dove erano parole da tenere nascoste. I dati, che non sono io che li dico, ma insomma i dati parlano di 4.000 suicidi all'anno e di altri 4.000 suicidi nascosti, no? Che non se ne parla, quindi sono 8.000. In 10 anni, come diceva un deputato poco tempo fa, corrispondono a una città che sparisce. Sì. Il problema di fondo è che è quello che noi stiamo cercando di fare, ma io dico sempre che noi siamo una goccia nell'oceano, cerchiamo di fare quello che possiamo. Cerchiamo di fare delle serate divulgative dove cercare di fare un approccio diverso a parole come stato depressivo e parole come suicidio. Credo che, e poi purtroppo col senno di poi è difficile, no? Ma le domande che noi per esempio come famiglia ci poniamo sempre è, può darsi che se avessimo avuto la capacità di percepire un minimo segnale, magari oggi racconteremo un'altra storia. E il problema è che bisogna sempre partire da un presupposto che noi siamo una famiglia normalissima, io avevo due figli, adesso ne ho uno che studia a Roma, molto normali. Io penso di essere stato un genitore fortunato perché con i miei figli parlo molto, con Simone. Lui di Simone era 1 anno e mezzo circa che stava male, si parlava, io lo sentivo la mattina 1 ora e mezza, al pomeriggio un'altra ora e mezza, la sera dalle 8 fino alle 2-3 di mattina, e il risultato era sempre lo stesso: ok, domani vedrai che ce la faccio e riparto da zero. Non era così, l'indomani era un loop che si ripeteva, no? Quindi molto probabilmente io non so se noi saremo in grado di fare qualcosa di importante. Il nostro obiettivo è di riuscire a portare le persone ad avvicinarsi, soprattutto quelle che hanno dei problemi, il cercare di aiutare più persone che possiamo, perché credo che la tragedia che colpisce una famiglia, e questo tipo di tragedia è una tragedia che non ha dei tempi di assorbimento, non si assorbe nulla qua, si andrà avanti per tutta la vita. Io personalmente penso a Simo 28 ore al giorno, nonostante sia già passato 1 anno. Mia moglie ne penserà 45, credo, perché il dolore della mamma è ancora diverso, e suo fratello che vive, che sono i famosi sopravvissuti, no? E i sopravvissuti a volte sono quelli che si pongono le domande. Non credo che dobbiamo essere presuntuosi e dire noi daremo le risposte, però possiamo essere qua ad ascoltare e magari in qualche maniera cercare di aiutare qualcun altro. Lei ha detto una cosa bellissima prima, mentre stavamo appunto parlando e poi siamo andati in onda, perché stavamo parlando di Bernardo Bernardini, che con la sua corsa, adesso magari se la regia ci fa vedere le immagini di Bernardo, la sua Road to Rome, lui raccoglie fondi per sostenerli, perché ovviamente organizzazioni come la vostra vanno assolutamente
sostenute, anche economicamente. Lui è un po' il simbolo, lei mi diceva, della resilienza, Sì. cioè di una persona che è caduta e che attraverso anche un percorso di aiuto, poi Jacopo ce lo dirà, si è rialzata ed è arrivata fino a qui. Bernardo è disabile e fa 600 km in bicicletta 1000. insieme a un ragazzo, Sono quasi 1000. con un ragazzo ipovedente Sì. e altri, quindi ci fa vedere come i limiti in qualche modo si possono superare, ma serve quella che lei ha definito la resilienza. No? Sì, io Bernardo ormai lo conosco da un anno, ci sentiamo, e per me è il simbolo assoluto della resilienza. Quello che ha passato Bernardo, e poi insomma Jacopo lo conosce meglio di me, potrà spiegarvi, credo che sia una cosa che solo una persona che ha dentro una forza incredibile può farlo. Ma insomma, quando sono con lui è come essere insieme a una batteria iperenergetica, perché oltretutto è sempre sorridente. Secondo me sì. Anche ieri, guarda, sabato sono arrivati, hanno fatto Cortina Ponzano con 8500 gradi e sono arrivati che hanno portato una serenità dove li aspettavamo, incredibile. Domenica mattina li abbiamo accompagnati e più che ad assistere a un'impresa mi sembrava di assistere a un insieme di persone che si conoscono da una vita e vanno a fare una scampagnata. Cioè, riuscire a trasmettere questa cosa per me lui è unico proprio. Quindi è un'energia buona, Sì, no? me che deve essere trasmessa. Dovrebbero fargli una foto e attaccarsela tutti quanti sulle magliette, perché quando vedi un'espressione poi sua del genere ti dà un'energia. Un'energia buona di cui c'è bisogno, Jacopo. Sì, io ho avuto il privilegio veramente anche attraverso il filo di Simo di fare alcune serate anche divulgative con qualche personaggio dello sport e lui come diciamo magnete che allinea tutti i pianeti verso un qualcosa di positivo e diventa anche molto più facile per noi psicologi, che spesso siamo chiusi anche in un ambiente medico con una cappa anche di pessimismo tante volte rispetto alla poca efficacia, soprattutto col paziente depresso non è facile lavorare. Bernardo è il classico esempio di quello che io vado dicendo da 25 anni, che molto spesso le persone quando soffrono è perché non trovano il modo di esplodere le loro energie all'esterno. Bernardo è la classica persona che in una situazione di grandissima difficoltà, con diagnosi già confezionate dal fisiatra, dal chirurgo, eccetera, eccetera, gli era stata fatta una diagnosi e da lì lui non si sarebbe dovuto muovere. Io sono stato testimone di un percorso importante che lui ha fatto e ha portato a termine una gara di triathlon dove aveva superato tutti i suoi limiti e l'energia, invece di imploderla nel deprimersi o pensare a quello che aveva perso, era riuscito proprio a trasformare il tutto e a spingere verso la soluzione del problema. Io ricordo sempre quella gara di triathlon che lui concluse e ricordo tutti i suoi compagni di squadra che erano normodotati. Ecco, lui si era fatto un gran bene, ma tutte le persone che l'avevano accompagnato avevano ricevuto in quel momento un bonus come fossero state 10 sedute di psicoterapia, anzi forse 100, con un'efficacia 100 volte maggiore. Questi tipi di esempi, se riusciamo a testimoniarli, in qualche maniera a far capire che c'è anche questo, diamo una prospettiva diversa che è quella costruttiva. Il resto è spesso conservativo, curativo, terapeutico e su questo aspetto, qui ovviamente non si possono affrontare tutti i temi, però ci sono tanti buchi neri e tante situazioni che in qualche maniera creano anche frustrazione perché poco efficace. In questo caso qua abbiamo una bandiera, un esempio, veramente un manifesto di energia sublimata all'esterno in termini positivi che spero, come dice Ivan, possa diventare una foto da mettersi in casa a tutti, ma che diventi anche un processo formativo. Sì. Però la cosa ancora più interessante è che oltre al grande esempio, poi lui con la raccolta fondi va sul pratico, perché lui dice proviamo a finanziare lo sport per persone che sono in grandissimo stato di difficoltà emotiva, per aiutarli, perché lo sport è condivisione, lo sport è inclusione. Nella pratica facciamogli fare sport, quindi lo sport come terapia. Sì, lo sport come terapia, considerate che noi accogliamo, oggi abbiamo un certo numero, anzi un numero importante di ragazzi che vanno da 12 anni fino ai 28 anni e ad oggi noi abbiamo circa 48 in accoglienza, che sono molti.
chi vive lo stato depressivo, come era successo a Simone, non ha più voglia di fare nulla. Simone era un atleta, giocava a calcio, calcetto, faceva 8000 sport, all'improvviso si spegne un interruttore. Quell'interruttore ti fa buio, cioè lo sport non diventa più importante, gli amici sono importanti, ma hai paura di deluderti. E crediamo e siamo anzi convinti che lo sport sia quel dito che riaccenderà quell'interruttore. Quindi noi abbiamo cercato anche di ragionare in maniera inversa nell'associazione, abbiamo cercato di fare un'associazione che porta a conclusione un percorso. Quindi i psicoterapeuti si occupano, oggi ne abbiamo una decina, si occupano di seguire questi ragazzi finché il percorso termina e poi bisogna dare a questi ragazzi un qualcosa che gli aiuti a superare quella pausa di convalescenza, chiamiamola. E crediamo che lo sport sia importante, perché lo sport aiuta, lo sport è condivisione, lo sport è mettersi in gioco, no? E quindi riacquisire le proprie capacità. L'idea di Bernardo era proprio questa, riuscire a fare una raccolta fondi e i fondi che raccoglieranno da questa impresa andranno destinati a questi ragazzi per rientrare insomma in qualcosa che li possa riappassionare. Io vi voglio anche ricordare, voi Filo di Simo ha una pagina Facebook, trovate tutti i riferimenti per donare il 5 per 1000, no? Sempre per lo stesso identico scopo, quindi insomma io vi invito a dare un'occhiata alla pagina Facebook perché qui ci sono i riferimenti, siamo in periodo di 7,30, se voleste donare il 5 per 1000 ci sono tutti gli indicatori per aiutare Jacopo anche attraverso lo sport. Sì, per fortuna, ecco, in corrispondenza anche di tutto quello che stiamo cercando di fare con il Filo di Simo, fortunatamente anche a livello nazionale ci sono dei comparti, anche della politica, che però su questi temi più o meno è allineata, nel senso che non ci sono opposte fazioni che si contrastano rispetto a una visione piuttosto che un'altra, che stanno lavorando proprio per l'inserimento dello sport in Costituzione come il diritto alla salute, il diritto alla cultura, verrà inserito finalmente anche il diritto allo sport, che è un qualcosa che detta così sembra scontata, invece è un qualcosa che esiste in tutti i paesi del mondo, ok? Anche ormai l'Africa lavora in un certo modo grazie magari ai grossi club di calcio, di pallacanestro eccetera, che vanno ad attingere poi materiale umano, però c'è bisogno di lavorare su questo tipo di cose, quindi il diritto allo sport, ma anche il riconoscimento, come diceva Iva, dello sport da mettere in ricetta. Cioè quindi inserire una cultura che porti anche il medico a dire io ti curo attraverso delle buone pratiche legate all'attività sportiva, l'attività ludica per i bambini e poi l'attività un po' più strutturata per le persone adulte. Questa cosa è risaputo che fa bene, soprattutto dal punto di vista neurologico, del rilascio della serotonina, le endorfine, l'ossitocina, eccetera. Lo sanno tutti, ma come si fa ad accendere questa cosa? Lo sport è la cosa più semplice, perché ti appassiona ad un qualcosa, ci sarà quello che fa canottaggio, quello che gioca a padel, quello che fa calcetto, eccetera, però questa cosa qua è terapeutica perché inserisce delle buone pratiche che fanno bene. L'inserimento dello sport come ricetta anche per la prevenzione e la gestione del disagio psicologico è una conquista che io spero possa andare avanti, e noi come Filo di Simo sicuramente faremo di tutto per dare ancora più inerzia a questo percorso culturale che va portato avanti. Anche perché lo sport ti dà degli obiettivi, no? E allora quando in questo periodo anche noi giornalisti ci siamo occupati di bullismo, stiamo parlando tantissimo di baby gang, ci sono questi vertici in prefettura, ce n'è stato uno una settimana fa, allora forse anche qui, no? Lo sport per portare fuori da determinate situazioni i ragazzi, per farli vivere, convivere insieme in un ambiente sano, come è quello dello sport. Sì, credo anche che lo sport vada oltre, cioè lo sport insegna disciplina, è una disciplina regolata non dall'imposizione ma dal fatto di poter fare qualcosa che ti piace stando a certe regole. Tutti noi più o meno abbiamo fatto dello sport e credo che quelli un po' più vecchiotti come noi possono ricordare che nell'ambito dello sport hanno avuto sia dei momenti in cui gli veniva dato delle costruzioni, ma ci hanno insegnato anche a come comportarci, ma soprattutto a porci degli obiettivi, che è quello che purtroppo oggi i nostri ragazzi fanno fatica ad avere. Voi pensate che un ragazzo che oggi abbia 25-26 anni e che abbia la volontà di voler costruirsi una famiglia ha delle difficoltà, perché uno, un mondo del lavoro un po' chiuso, complicato, due, difficili da fare e quindi andiamo ad posticipare sempre di più
la composizione proprio familiare. Il fatto stesso che manchino anche poi delle strutture idonee fa sì che insomma i nostri giovani secondo me sono più fragili, forse anche per colpa nostra che abbiamo cercato di pulirgli tutte le difficoltà, no? Però è anche vero che hanno delle opportunità sempre più difficili da affrontare, altrimenti non avremo così tanti giovani che vanno all'estero. Grazie Ivan Scremin per la testimonianza importante. È stato importante che lei sia venuto qui con noi per parlare del filo di Simo. Vi ricordo tutti i riferimenti sulla pagina Facebook per chi insomma, ne avesse bisogno, avesse voglia di contattare questa organizzazione di volontariato e anche ovviamente aiutarla. Grazie Ivan anche per il percorso bellissimo che avete messo in piedi. Grazie Jacopo per il vostro lavoro che è anche un lavoro di volontariato, quindi davvero senza volontariato non ce la si farebbe, no? E quindi è anche giusto che questo volontariato sia aiutato. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. A voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Con il filo di Simo noi vi salutiamo, l'informazione torna su Antena 3 a partire dalle 18:30, vi auguro intanto una buona giornata, arrivederci.